gasolio agricolo? Sardegna Carburanti. A Villa Cidro, Uspini, Uras e Oristano sulla 131 all'altezza di Mogoro. 070 93 11 300. Anche WhatsApp al 388 09 13 898 o www.sardegnacarburanti.it. Il mal di denti ti sta rovinando queste belle giornate di sole? Vorresti ritornare a sorridere senza pensieri in sole 24 ore? Lo studio dentistico Boero è pronto a restituirti il sorriso che meriti e a risolvere qualsiasi urgenza per tutta l'estate. Ci trovi a Cagliari in via Pacinotti 35, fronte mercato di San Benedetto. Chiama ora il numero verde 800 187 737. Direttore sanitario dottor Giannicola Boero. Hai sentito? È ripartito il trenino verde. Su sardegnatrenino-verde.com trovi tutte le tratte più belle per visitare la Sardegna come non l'hai mai vista. In partenza da Arbatax, Mandas e Arzachena. Chiamaci e prenota al 338 45 92 082. Platform Music Festival, direttamente dai Festival Tomorrowland, Ushuaia Ibiza, Aquacolor Mexico, a terra in Sardegna. Special guest Angeli, platform guest Vincenzo Callea, Luca Lento. Il 3 settembre la dance del futuro fa la storia. Platform Music Festival, prenota il tuo ingresso gratuito su Eventbrite. Location a capienza limitata, dalle 22 fino a tarda notte in via Tirso a Santa Margherita di Pula. Platform Music Festival, la dance del futuro fa la storia. Infoline 348 27 67 363. Media partner Radio Super Sound. Giuseppe Tristo, devo comprare ricami per la mia auto e non so dove andare. Non c'è problema, vieni alla casa. A casa tua? No, alla casa del ricambio Autoricambi Tuning. Trovi tutto quello che cerchi per la tua auto e moto. Pastiglie, dischi freno, batterie, spazzole tergicristallo, olio motore delle migliori marche come Bardal e Motul. Puoi fare un pagamento rateale con esito immediato. Ho capito, ma io ho anche una Fiat 500 vecchio tipo. E allora sei fortunatissimo. Alla casa del ricambio sono specializzato in ricambi per le Fiat 500 d'epoca. Li trovi a Cagliari in Viale Elmas 40. Chiamalo 070 27 51 00. Libera la mente. Immaginala. Amala. È la tua estate con Radio Super Sound. Radio Super Sound. Lo so che ti piace. Radio Super Sound. L'accendi e ti accende.
difficile negli ultimi anni e lo fa partendo dallo stadio Giuseppe Senigallia di Como in una sfida che promette passione e spettacolo. A fornirci statistiche, curiosità e commenti tecnici in studio insieme a me c'è Claudio Pani, giocatore professionista e direttore tecnico della nostra nazionale sarda. Buonasera Claudio. Buonasera Andrea e buonasera a tutti. E in collegamento telefonico, pronto a farci immergere nell'azione con i suoi 3 minuti di cronaca ogni 15, la voce del Cagliari, Vittorio Sanna. Buonasera Vitto. Buonasera a tutti, buonasera Andrea, buonasera Claudio, ben collegati con Radio Supersound. Ritmo, competenza sarà quello che vi proporremo in questa trasmissione, dove i 3 minuti di cronaca li esauriremo tutti, ma non basterà perché avrete tutte le informazioni che servono sulla partita del Cagliari, quindi se volete seguire il Cagliari con una voce competente che vi affianca lo dovete fare insieme a noi. Cagliari che affronta il Como in trasferta, è la prima partita di un campionato dove si parla di una sorta di A2 con tante squadre che sono titolate per il titolo, appunto sono preparate per cercare di vincere il campionato e salire in Serie A, e con il Como che fa un po' da apripista per il Cagliari, un Cagliari ancora in laboratorio con degli esperimenti che Liverani sta portando a termine e che vediamo anche nella formazione che quest'oggi ha proposto. Andiamo a vedere immediatamente le formazioni partendo da quella del Cagliari, poi così ci ragionate e avrete modo di poter commentare insieme a noi. Radonovic è il portiere, la difesa è composta da Zappa, Goldaliga, Obert e attenti Di Pardo a sinistra, De Iola, Macumbu e Viola sono i 3 centrocampisti, De Zogus, Pavoletti e Luvumbo sono i 3 attaccanti, quindi c'è la novità De Zogus che viene schierato titolare, è una gran bella notizia questa per il giovane cagliaritano. C'è De Iola in campo che gioca da interno destro in una partita dove bisogna stare attenti in particolare ad Alberto Cerri per la sua potenza fisica, considerate le assenze da parte nostra di Altare e Valukiewicz, e c'è soprattutto una partita che dobbiamo vincere con Luvumbo ad animare il gioco e con Viola chiamato probabilmente a fare da suggeritore ai 3 attaccanti, a Pavoletti, Luvumbo e De Zogus. Potremo a mio giudizio vedere anche in campo un 4-2-3-1 e poi somministro questo a mio parere anche a Claudio Pani. Andiamo a vedere invece la squadra del Como, certamente per noi che siamo stati a lungo in Serie A meno conosciuta, ed ecco un'altra ragione per la quale Claudio ci aiuterà a conoscere meglio la squadra. Guidotti è il portiere, Iovine, Binks, Scaglia e Ianou è invece la linea di difesa. Parigini, Baselli, Bellemo e Blanco sono i 4 centrocampisti, Cerri, Mancuso e la temibile coppia d'attacco. A voi per i commenti. Eh sì Claudio, un Como che si prospetta bello agguerrito, tra l'altro abbiamo visto, se non sbaglio, negli ultimi giorni anche il video su Instagram che ha dedicato a questa partita con Alberto Cerri assoluto protagonista. Cosa ne pensi di questa prima del Como che sembra già col dente avvelenato? Il Como sicuramente si presenta qua col dente avvelenato, chiaramente perché abbiamo un Alberto Cerri che nel Como ha fatto molto bene, 10 gol in 27 partite, mentre invece a Cagliari se non sbaglio 5 gol in 75 presenze con noi. Quindi il Como che crede tanto in Cerri, il Como che crede tanto nei nuovi acquisti. Oggi non giocherà a Fabregas, ma non è l'unica notizia, diciamo che hanno tanti altri interpreti importanti, poi dopo li andremo a analizzare bene, visto che Claudio si è studiato perfettamente la formazione e la rosa della squadra lombarda, e vedremo un po' di seguire questo match insieme. Vitto, cosa ne pensi? Quali sono le tue sensazioni prima della partita? Ma è certamente una partita difficile, mi sono rincuorato nel vedere la formazione, perché vedere De Zogus in campo e De Iola in campo non solamente per una questione di stabilità ma anche per una questione di equilibrio. Avevo un po' di paura nel pensare a un centrocampo molto leggero, magari anche con Nandes, perché comunque il Como ha in Cerri colui che spizzica anche la palla, non è solamente un finalizzatore ma anche colui che poi allunga il pallone alle sue spalle o fa da sponda per i compagni, e come giocatore in grado di contrastare di testa non vedevo altra soluzione che De Iola nella zona di centrocampo, quindi pensavo che De Iola fosse assolutamente necessario, ed ecco la ragione per cui mi sono rincuorato. E poi nel vedere De Zogus devo dire che un pizzico di preoccupazione ce l'ho per quanto riguarda Viola interno sinistro. Io spero che Viola faccia il trequartista, che è il suo ruolo dietro le punte, e che i 2 mediani siano De Iola e Macumbu, che possono certamente dare sostanza e fare una barriera davanti alla difesa, che è certamente una difesa oggi
facilmente attaccabile, perché comunque sia mancano giocatori importanti, la difesa comunque ha dato l'idea di essere ancora in fase di collaudo. Diciamo un po' una scelta a specchio quella di Cerri per spizzare palloni, che è stato il ruolo che Pavoletti ha ricoperto nella maggior parte delle sue partite, soprattutto negli ultimi anni. Molto utile il suo lavoro di sponda. Speriamo che torni anche al gol, che manca da un po' Pavoletti. Claudio, cosa può essere questa mancanza, questa un po' freddezza, anche questa non abitudine alla rete, può incidere sulla testa di un giocatore che comunque è diventato capitano negli ultimi giorni? Guarda, questo sicuramente gli darà grande fiducia. Il fatto è che un giocatore deve trovarlo il gol, non lo deve ricercare, è un regalo che gli fanno i compagni, ok? e quindi penso che se si sblocca potrebbe fare un campionato veramente devastante. Speriamo che gli facciano davvero questo regalo, anche se non è il suo compleanno. È giusto che lo riceva, anche per farci un regalo a noi e farci tornare a esultare con quella scrollata di spalle che un po' manca. Sarebbe anche bella per togliere un po' di tensione in questa partita che si prospetta, diciamo, molto seguita, soprattutto dopo le delusioni dell'anno scorso. Ci sono i tifosi che non vedono l'ora di trovare finalmente la gioia con la squadra rossoblù, che è riuscita a superare in Coppa Italia il Perugia. Quali sono state le sensazioni che ti ha dato la partita di Coppa Italia, Vitto? Ma certamente è un Cagliari che ha fatto fatica nel gioco in movimento. Poi nel momento in cui andrai tu stesso a stilare un po' quelle che sono le partite di questa prima giornata, vedremo quante squadre sono interessanti nel torneo di B. Il Perugia arrivava senza punte, con il solo Merchiori è stato in grado di farci non solamente 2 gol, ma cogliere una traversa e avere altre 2 occasioni per passare, mentre il Cagliari è stato molto bravo sui calci piazzati, e lì in quella situazione con i calci piazzati mi sono ad esempio reso conto che avere in campo contemporaneamente Pereiro e Viola è quasi un lusso, ed è una carenza dal punto di vista del dinamismo. Cioè sono 2 giocatori simili per molti versi, che possono fare il medesimo ruolo e che battono entrambi bene le punizioni col sinistro, quindi a mio giudizio se non c'è l'uno ci deve essere l'altro, ma tenerli insieme, soprattutto per quanto riguarda il tamponare immediatamente la perdita della palla, ad esempio, che è stata una delle cose che il Cagliari ha fatto di più, cioè le ripartenze avversarie, è sicuramente un lusso. Ecco ancora una volta la ragione per la quale la protezione di De Iola alle spalle di Viola mi tranquillizza parecchio anche per la gara di oggi. Assolutamente sì. Tra l'altro anche Macumbu ha dato delle buone impressioni nella partita di Coppa Italia. Vedremo se riuscirà a essere quel giocatore con anche quell'estro un po' di tentare la giocata, anche data la giovane età, che può portarci a fare quel passo in più che ci manda oltre altre squadre. Sarebbe molto importante per il nostro centrocampo. Anche a proposito di centrocampo, Viola ad esempio non sarebbe più coperto in un 4-2-3-1, ne stavamo parlando prima della puntata, appunto coperto da De Zogus da una parte e Luvumba dall'altro, in modo da avere la possibilità di sviare. Chiedo a tutti e due prima un commento da Claudio e poi sentiamo cosa ne pensa Vitto. Sì, sarebbe molto più coperto, soprattutto per le sue caratteristiche. Lui è un giocatore molto tecnico, mette la palla dove vuole, ha un mancino incredibile, però allo stesso tempo è poco dinamico, quindi una copertura, come diceva Vittorio, di Macumbo e De Iola è fondamentale per lui. Quindi Vitto la pensi allo suo modo? Pensi che comunque il 4-2-3-1? Sì, assolutamente sì, ma ormai con Claudio viaggiamo in perfetta sintonia, quindi ci troviamo meravigliosamente quando si tratta di parlare di calcio e soprattutto di questi accorgimenti. Lui da centrocampista conosce molto bene quelli che sono i meccanismi di un centrocampo e quanto è importante stare davanti alla difesa. Una difesa che si sentirà protetta dalla contemporanea presenza di Macumbu, che è molto bravo a dare geometria e, se vogliamo, anche fantasia al centrocampo. Dall'altra parte invece i muscoli, il senso della posizione, la forza di De Iola e, se vogliamo, anche la grande intelligenza tattica, perché De Iola, al di là di quello che si dice, è un giocatore che ha il tempo e il ritmo per poter anche entrare nelle diverse azioni sia in difesa sia in attacco. Io credo che sia assolutamente fondamentale averlo in campo, e finisce per essere una garanzia e un motivo di tranquillità anche per Viola, che a quel punto potrà esprimere il suo talento. Per Viola nel primo tempo, ma secondo me in una posizione che può essere cambiata rispetto a quella che lo esclude quasi dal gioco. A mio giudizio anche Gaston Pereiro, se dovesse entrare, potrebbe fare la sua partita e potrebbe risultare anche più determinante, più attento, più coinvolto nel gioco del Cagliari. Vedremo un po' se sarà così. Sono tante le incognite in questa vigilia. Un Cagliari che però, dobbiamo dire, riesce ad avere una squadra in campo e una squadra fuori, perché se poi andiamo a vedere gli interpreti che sono rimasti in panchina, i vari Lapadula, Rog, Nandez, Altare, Walukiewicz che non ci sono, il Carboni, l'ex Inter,
abbiamo della scelta, finalmente abbiamo una rosa abbastanza lunga, speriamo di tenerla così lunga perché poi le voci di mercato non si placano, il mercato non dorme mai finché non finisce, vedremo un po'. Ti aspetti grandi capovolgimenti di fronte, diciamo così, grande sorprese, Vito, da qui al termine? Ma non so veramente quanto possa essere una partita che riservi sorprese. Diciamo che il tema è già dettato dalle due formazioni, con un attacco, quello del Como, molto molto interessante, supportato da Baldelli e da Blanco, che sono due giocatori interessanti a loro volta, in un sistema di gioco collaudato, perché è stato detto dei nuovi arrivi, ma non si è detto che il Como però, a differenza del Cagliari, ha quasi tutti i giocatori che anche l'anno scorso facevano parte della squadra, cioè da Iovine in difesa insieme a Scaglia e Iannou al centrocampo, dove c'è confermato Parigini, dove ci sono confermati giocatori come Blanco e lo stesso Cerri. Arriva dal Monza Mancuso, che è un goleador di razza e che a mio giudizio dal gioco di Cerri ne può trarre assolutamente vantaggio, quindi dobbiamo stare veramente molto molto attenti, perché loro tenteranno anche di far entrare i giocatori dalle fasce e noi negli esterni abbiamo qualche problema, abbiamo dei problemi che andranno risolti. Si sta pensando infatti anche a qualche accorgimento di mercato da qui al 31, perché ci si è resi conto che forse la gioventù che abbiamo non basta per poter avere un assetto veramente robusto anche in fase difensiva. Eh sì, anche perché un giocatore come Pavoletti ha bisogno di tante palle in aria e forse Luvumbo e De Zogu sono un po' troppo attaccanti da questo punto di vista. Cosa ne pensi, Claudio? Potrebbero essere delle soluzioni diverse a far valorizzare il gioco di Pavo, o anche questi ragazzi possono mettere a disposizione della squadra e riuscire a essere degli interpreti interessanti e utili poi alla causa del Cagliari? No, assolutamente, possono essere degli interpreti fondamentali, perché mettono delle palle dentro importanti. Ho visto giocare De Zogos, ho visto giocare Luvumbo, e oltre alle giocate anche singole, le giocate individuali, mettono anche delle interessantissime palle dentro, come lo stesso gli interni, o si spera oggi De Iola come centrocampista, mettono delle palle comunque dentro, perché tendono anche ad allargarsi. Vedremo un po' quale sarà appunto il tema tattico. Diciamo che rispetto all'anno scorso abbiamo un po' più di giocatori che riescono a saltare uomo, che puntano l'uomo, che cercano la giocata. Abbiamo visto ad esempio Luvumbo, e grazie a un suo scatto destro, se così possiamo definirlo, che in Coppa Italia abbiamo trovato poi il rigore che ci ha permesso prima di pareggiare e poi di segnare il gol vittoria con Viola. E quindi vedremo un po'. Io dal canto mio li ho visti l'anno scorso, sono due giocatori molto importanti. De Zogus in particolare è cresciuto tantissimo nell'ultimo anno e penso che questa maturazione l'abbia portato a essere un leader per la sua squadra quando si parla di primavera. Vedremo se davvero questa rabbia, questa grinta, questa voglia di spaccare riuscirà a trasmetterla anche in prima squadra. Luvumbo è l'unico ex del Cagliari, anche se poi alla fine non è riuscito a esprimersi al meglio l'anno scorso in questi 6 mesi. Cosa pensi, Cerri, Vito? Sei spaventato? Assolutamente no, anche perché Cerri non mi ha mai fatto paura, se non quando entrava in campo e non avevamo da recuperare le partite. E lo dico ancora oggi come lo dicevo allora, non mi rimangio certo le cose che ho detto. In B però è un giocatore che può fare male, perché la forza fisica la conta molto di più di quanto può contare in Serie A. In Serie A ti mettono un dito nell'orecchio e se sono più forti tecnicamente non ti fanno fare niente. In B magari invece, dove la tecnica viene meno, la forza fisica può diventare invece l'elemento determinante, ed ecco che Cerri in B è un giocatore che può fare la differenza. In A non lo poteva fare assolutamente, abbiamo insistito tantissimo aspettando lui, che solamente in poche occasioni ci ha dato la possibilità di vederlo all'opera, e se andiamo a vedere sempre, quasi sempre nei finali di partita. Andrea, prima di lasciarvi intanto ricordo due cose, lo faccio un po' da fratello maggiore nell'ambito di questa trasmissione. Avremo anche un po' di musica, nel senso che ci sarà un tappettino sotto il nostro parlato, vero Andrea? Certo. Io almeno non l'ho sentito finora, ma tu non lo senti, l'ascoltatore a casa lo ecco, benissimo, perfetto, io non sentivo ed ero preoccupato per questo, stavo già puntando a cercare di fare anche la regia in questo senso. E poi presentazione del campionato con le partite che si giocano in questo primo turno, con tutte le squadre, con quelle che sono le gare già giocate e con quelle che si giocheranno. E ancora l'altra novità è che poco prima della partita, proprio un minuto prima della partita, noi proporremo un inno, ed è l'inno
inno che è stato composto dal maestro Simone Pizzao, maestro della orchestra della Camera della Sardegna, dedicato al mito Gigi Riva. Lo ascolteremo un minuto prima del match e subito dopo la fine della partita, e speriamo che questo inno ci porti nuovamente in Serie A. Speriamo bene, noi intanto ci prepariamo, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo per l'inizio di Como Cagliari, questa prima giornata della Serie B. Ciao Vittorio, a dopo! A più tardi. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Cifadda è il bomber del fai da te. Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais spumante Brut metodo classico e Cala Silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. cantinadisantadi.it. Caro, mi prendi un sacchetto di patate? Ci penso io, tanto sono tutte uguali. No, prendi noi, siamo della cooperativa Produttori Arborea. Ma chi parla? Noi, le patate novelle tutto l'anno. Tutto l'anno? Sì, perché grazie a 2 cicli di produzione nei 12 mesi e al limitato periodo di conservazione, senza l'utilizzo di antigermogli, garantiamo patate locali e novelle tutto l'anno. Mi avete convinto, prendo voi. Ma con chi stai parlando? Con le patate arborea. Gino Rammanca nuda. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Salza il vento sulla terra, soffia che carezze e blu, e corazze di 4 mari, lo sguardo pieno e forza antica. Cagliarina nostra patria, cagliarista il rombo e la mia squadra rango in più e lotterà. Castello canterà. Il nostro fantastico inno che ci preannuncia all'inizio della partita. Mancano pochi minuti a questo esordio del Cagliari nel campionato cadetto per questa stagione 2022-2023, campionato che è partito già nella giornata di ieri con il match tra Parma e Bari, terminato sul risultato di 2-2, tutte le reti nel corso del primo tempo. Inizialmente vantaggio del Parma al quarto con il gol di Mann, tra l'altro anche brutto ricordo, se ti ricordi, in quel famoso Cagliari-Parma 4-3, poi recuperato all'ultimo proprio da Alberto Cerri con il colpo di testa, va segnato proprio Mann con un bel sinistro a incrociare da fuori aria, assist del sempreverde Franco Vasquez, che sembra non invecchi mai, Claudio. Non invecchia mai Claudio Vasquez. Prende, non può invecchiare. Assolutamente strepitoso, è come un lentino, ma guarda, con quei piedi può fare quello che vuole. Può farlo in Italia, può farlo in Serie A, può farlo in Spagna, può farlo anche in Serie B, quindi stiamo attenti poi quando andremo a incontrare il Parma che però non ha avuto sicuramente la vita facile, perché dopo appena 8 minuti il Bari in trasferta ha trovato il pareggio grazie al rigore di Antenucci. Al 36esimo invece la squadra pugliese è andata in vantaggio col gol di Foloruscio. Lo conosci? Certo, andavamo a scuola insieme. Mi sembrava che lo conoscessi. E infine poi il gol del definitivo 2-2 è arrivato nel recupero del primo tempo con Mihaila, che si è poi
tolto la maglietta subito dopo. Mihaila, che è un altro giocatore molto interessante da seguire per questo campionato di Serie B. Vi ricordiamo che potete interagire con noi, dirci i vostri commenti al 340 5186 036, così come ha fatto Alessio De Sì, che ci ha scritto Forza Casteddu. Speriamo davvero Alessio, Forza Casteddu, speriamo di tornare a gioire come facevamo in tempi non sospetti un bel po' di anni fa ormai, visto che il mood è quello, ma siamo qua proprio per avvicinarci a quella gioia che ci serve dopo un campionato di Serie A terribile. Cosa ti aspetti da questo campionato del Cagliari? Pensi che andrà all'arrembaggio, si punterà sicuramente alle posizioni di vertice, o cercherai playoff e di fare un campionato comunque di ricostruzione? Penso che il Cagliari sia quasi obbligato a puntare al vertice. Abbiamo una bella squadra, abbiamo una squadra forte, abbiamo un allenatore competente, quindi è d'obbligo puntare alle posizioni di vertice. Assolutamente sì, un Cagliari che si prospetta una delle protagoniste di questa Serie B, BTK, come l'altro. Suona meglio, vero? All'inglese, BTK. Sì. Noi adesso diamo la linea al nostro Vittorio Sanna per i suoi 3 minuti e sentiamo un po'. Partita iniziata da 35 secondi, 0-0 il punteggio, il Cagliari che attacca subito, palla sulla destra verso il nostro Luvumbo, che però non raggiunge il pallone, palla che si perde direttamente sul fondo. Abbiamo detto 43 secondi giocati con il Como, che immediatamente si è posto ad aspettare il Cagliari, con Cagliari molto aggressivo per il centro del gioco un poco più avanti. Devo dire non 4-2-3-1 come avevamo ipotizzato, ma ancora una volta 4-3-3, quindi con Viola che gioca interno sinistro. Non so se questa sarà una scelta azzeccatissima, proprio Viola fa fare fallo su Cerri, l'arbitro applica la norma del vantaggio, tenta di partire ora con la palla al piede Parigini, il lancio ancora a cercare Cerri dentro l'area, il controllo sballato alla Cerri, il pallone direttamente in fallo di fondo, ha controllato con il destro, gli è rimbalzato sul marmo e il pallone si è perso direttamente sul fondo. 1 minuto e 27 nel corso del primo tempo, 0-0 allo stadio Senigallia tra Como e Cagliari, con il portiere Radunovic che dialoga con i difensori aggressivi, anche i giocatori del Como. Rilancio lungo le storie sinistro, il colpo di testa in anticipo su De Zogus, poi la palla mandata avanti da Makumbu, ancora ribattuta, recuperata da Viola, anche lui lo stoppa il pallone malamente, palla rimandata avanti, controllata in questo caso con padronanza da parte di Obert, l'appoggia per Makumbu che avanza portando palla, appoggia lateralmente nella zona di gol da Liga, dalla sua destra c'è Zappa ridà al centro, lo scambio col pallone avanti ancora per Luvumbo, spinto alle spalle, pallone ancora avanti, si è inserito molto bene Zappa, c'è la chiusura a sinistra da parte di Janugu, il pallone ancora in fallo laterale, rimesso in gioco per il Cagliari all'altezza della tre quarti di destra, col pallone che viene dato all'indietro, il controllo ancora di Makumbu, subito a fare da regia al Cagliari, pallone ancora giocato verso sinistra dove è stato piazzato il giocatore numero 99 del Cagliari, si tratta di Pardo. Attenzione ancora all'avanzare la parte del Cagliari, Viola del storia sinistra, è sbilanciato, alla palla sul destro, lo appoggia all'indietro, il controllo di De Zogus, si libera l'avversario, punta il secondo, De Zogus chiede l'1-2, il pallone non passa, viene allontanato, rimesso in avanti nella zona di Cerri, nel duello con l'avversario si allunga la maglia del nostro, ma l'arbitro non interviene, parte quindi ancora la squadra di casa con Blanco che scarica a sinistra, attenzione al Como che può andare a tentare il cross da sinistra, la palla prolungata e ribattuta, poi il destro tentato da fuori col pallone alto sulla traversa. 3 minuti di gioco, 0-0 i tentativi d'attacco portati con l'apporto di Cerri anche stavolta, che aveva perso il pallone, dobbiamo dire un po' distratto anche il nostro difensore che ha ribattuto centralmente, conclusione però che si è persa alta sul legno. Altro rilancio da parte del Cagliari nella zona d'attacco con protezione da parte di Pavoletti, il fallo è il suo, il calcio di punizione per il Como, trascorsi 3 minuti e 25, Como 0, Cagliari 0, linea che torna allo studio. Ed eccoci di nuovo insieme, quindi un Cagliari che apre la partita a viso aperto, così come il Como, due squadre che vogliono portare a casa i 3 punti in questo primo appuntamento. Io noto molto la corsa di Obert, a me non dispiace, lo trovo un centrale molto dinamico, ho seguito l'anno scorso quando è arrivato in primavera, può essere davvero una soluzione la sua serpentina classica, diciamo così, quando prende palla e decide che è il momento di salire? Sì, assolutamente. Ora il calcio moderno ti
devi farlo, devi puntare all'attaccante, devi superare delle linee, quindi lo devi fare, devi avere il coraggio di farlo e lui lo fa bene. Assolutamente sì, diciamo non statico come magari può essere un Giorgio Altare, provato anche come terzino ti ha convinto? Come terzino ti dico la verità, non l'ho visto tanto, quindi non posso darti un'opinione. Assolutamente, lo rivedremo. Come io l'ho visto soprattutto come centrale nella primavera, come centrale mi è piaciuto parecchio, perché anche quella personalità per riuscire ad andare via l'avversario alle spalle, a portare via la palla e a far ripartire la squadra, quindi auguriamo davvero il meglio ad Adalbert, che mi sembra anche un ragazzo che ha voglia di dimostrare. Intanto è iniziato anche il campionato di Serie A oggi con 2 partite che si sono giocate alle 18:30, protagonista Milan-Udinese e Sampdoria-Atalanta, e il risultato dei rossoneri, campioni in carica del campionato, appunto è finita 4-2, partita scoppiettante, subito tanti gol per appunto i lombardi. È iniziata al secondo col vantaggio invece dei friulani, con un bellissimo angolo di Dolofeu che ha messo un tagliato al centro, dove Beccao, che vabbè ha come specialità il colpo di testa, si è fatto trovare pronto e ha spizzato la palla quel tanto che bastava per ingannare Magnan. Ma sicuramente il Milan in casa, con quella forza, quella voglia che ha dimostrato l'anno scorso, quella coesione del gruppo, è riuscito subito a pareggiare, 11° rigore di Teo Hernandez, e poi subito dopo a ribaltare la partita con il 2-1 di Rebic al 15°. Però il primo tempo è finito comunque in parità, perché l'Udinese ha trovato la rete nei minuti di recupero appunto della prima frazione. Il gol è di Masina, ve lo ricordate Masina, quello che giocava al Bologna, poi basta al Watford, terzino sinistro, io lo reputo praticamente un antenato del terzino dell'Udinese che l'anno scorso ha fatto tanti gol, Molina. Di Molina, perché è un giocatore dinamico, un terzino interessante con un bel tiro, che ha dimostrato più volte di avere le capacità balistiche per far male, ed è riuscito a trovare la via della rete anche in questa occasione grazie all'assist di Roberto Pereira, un altro tra l'altro ex Watford. Nel secondo tempo invece è partito subito a 1000 il Milan, passato un minuto di orologio nella seconda frazione. Diaz, il grande assente della seconda metà del campionato l'anno scorso, ha trovato la rete del 3-2 e infine la partita sta chiusa al 68° grazie alla rete e la doppietta di Ante Rebic, con il passaggio, con appunto l'assist di Diaz. Pensi che Rebic possa essere più protagonista quest'anno nel Milan? Spero di sì, spero che faccia come 2 anni fa, perché è divertente anche da guardare Rebic, no? Il calcio è divertimento, quindi vedere certi tipi di giocatori giocare ai loro livelli è divertente. Oggi ha fatto una doppietta ed è stato nelle sue giocate fenomenale. Vedremo un po' come sarà la stagione di Ante Rebic, che se non sbaglio era anche stata accostata a qualche squadra di Serie A durante il corso di questo mercato. L'altra partita che si è giocata alle 18:30 è quella tra Sampdoria e Atalanta, partita che è iniziata in teoria con il vantaggio della Samp, però annullato per un fallo di Caputo al 14°. L'Atalanta invece si è vista convalidare il suo gol al 26°, gol di Toloi, un altro difensore centrale, sul passaggio di Pasalic. Atalanta che poi è andata a mettere in ghiaccio la partita solamente al 94° grazie al gol di Lukman su passaggio di Malinowski, e quindi 2-0, i primi 3 punti per la Dea. Sarà un campionato di vertice come lo è stato negli ultimi tempi per la Dea, anche se l'anno scorso diciamo che un po' ha deluso le aspettative, o secondo te è il momento di ridimensionarsi per la squadra bergamasca? Ma secondo me la squadra bergamasca si sta ridimensionando. Sì? Si sta ridimensionando, nel senso che ripartiranno con i loro progetti, ripartiranno con quello che hanno fatto di buono gli anni passati, però c'è sempre un momento diciamo di discesa. Però chi ben inizia continua. Intanto la Serie A non smette, sta giocando anche in contemporanea e vi aggiorneremo su tutte quante le partite che sono in atto in questo momento. L'Inter è già passato in vantaggio al Lecce, 1-0 per i nerazzurri quando siamo al minuto 7. Indovina un po' chi segna, è tornato Romelu Lukaku, 1-0 dopo 2 minuti sull'assist di Matteo Darmian, che tra l'altro è uno dei giocatori secondo me più sottovalutati della Serie A, perché riesce a dare bene sia nella fase offensiva che in quella difensiva, ha buoni tempi di inserimenti, ha un colpo di testa che purtroppo ci ricordiamo bene dall'anno scorso, visto che abbiamo subito un suo gol alla penultima di campionato. Matteo Darmian, che è il giocatore che secondo me tutti gli allenatori vorrebbero,
Giusto. perché non si lamenta mai, ogni volta che viene impiegato fa sempre bene, anzi fa sempre anche meglio qualche volta degli altri, e tira fuori delle giocate e anche dei gol molto importanti per la squadra. Sai di chi penso lo stesso? Del suo compare ai tempi del Magico Torino di, se non sbaglio, Mazzarri, ovvero Danilo D'Ambrosio. Danilo D'Ambrosio, secondo me l'Inter ha fatto davvero un affare comprando questi giocatori che possono fare prima di tutto più ruoli, si adattano a quello che l'allenatore gli chiede, non reclamano, non recriminano alcun minutaggio, diciamo così, e sono sempre pronti ad aiutare la squadra quando c'è bisogno. Bisognerebbe comprarne di più giocatori del genere, e noi ne abbiamo uno in rosa che speriamo riprenda la sua popolarità e anche la sua titolarità, perché se lo merita. E io sto parlando naturalmente di Paolo Pancrazio Faragò, che è uno dei giocatori che preferisco. Ricordiamo che Faragò ha avuto tante critiche nel corso degli anni, ma la gente si dimentica che il suo ruolo non è il terzino. Faragò ha fatto per anni il terzino, si è adattato a quello che l'allenatore gli chiedeva, lui all'interno del centrocampo, infatti è andato a Lecce e poi ha anche trovato più facilmente la via offensiva. Vedremo se quest'anno verrà utilizzato come esterno o come centrocampista, per dare anche un po' di equilibrio a un centrocampo importante. Vedremo se appunto riuscirà a trovare il suo spazio o il mercato lo porterà lontano da Cagliari, ma non sembrerebbe, sembra che sia stata rivalutata la sua posizione anche per l'affetto mostrato, perché poi tanta gente un po' si è pentita, ha visto cosa ha fatto Lecce l'anno scorso nei 6 mesi che è stato nel campionato cadetto, e un po' diciamo che l'ha rimpianto Faragò. Faragò che è uno di quei giocatori, come dicevamo prima, alla Darmian, no? Sì, Lo metti in qualsiasi posizione, lui la sua partita te la fa. Sicuramente verrà ridimensionata la sua posizione qua a Cagliari, non penso, spero che non vada via, perché speriamo, ripeto, può essere utilizzato dove vuoi senza che mai dica una parola. Assolutamente, ma poi è un bravissimo ragazzo, io vedo molto il lato umano nei giocatori e mi innamoro molto spesso più di questo che di quello che poi effettivamente dimostrano in campo, anche perché se poi i tuoi mezzi sono limitati a livello di talento generale e tu ci metti il 200%, io ti apprezzo più di uno che è un talentuoso e ce ne mette 60. Cagliari che tra l'altro sta attaccando in questa prima parte di partita. Prima Pavoletti è arrivato con un colpo di testa, una buona parata del portiere, insomma ci stiamo provando, piano piano stiamo un po' crescendo, diciamo così. Speriamo che il canovaccio rimanga questo e riusciamo a tornare in possesso molto più spesso, come non abbiamo fatto contro il Perugia in Coppa Italia. Hanno inquadrato Di Pardo poco tempo fa. Cosa ne pensi di questo giocatore arrivato in prestito dalle giovanili della Juventus tramite varie peripezie dalla C? È un debuttante, chiaramente ha bisogno di tempo, ha bisogno di fare le ossa, come si dice, no? Certo. E ha bisogno di fiducia, quindi staremo a vedere quello che darà il Cagliari. Chiaramente è un giocatore magari non abituato a giocare per i vertici, ma magari grazie ai compagni, che molti di questi sono abituati a giocare per questi tipi di posizioni, può dare il suo contributo e può crescere. Speriamo davvero che lo faccia, speriamo che si riveli un investimento azzeccato, anche perché i terzini è da un po' che non troviamo quello perfetto, diciamo così. Ci manca un po' il prototipo finale di quello che forse siamo stati abituati male, perché per anni abbiamo avuto Pisano Agostini, non ci devi pensare, cioè c'hai loro, ma cosa pensi a prendere i terzini alla fine? Cioè, vanno benissimo loro e non c'è stata più la preoccupazione. Poi piano piano ci sono stati vari errori, se così possiamo dire, l'adattamento di Faragò a terzino, ma sono passati qualche giocatore interessante. Dario Serna tra tutti sicuramente è stato un ottimo interprete della fascia destra con i suoi assist. Ci manca un po' quel terzino anche di impeto, di importanza, che riesca poi a mettere dentro dei palloni importanti, Claudio. Sì, ci manca, ma in generale è un problema italiano. Sulle fasce, soprattutto nel ruolo di terzini, si trovano pochi terzini buoni, pochi terzini, perché adesso si richiede sia la fase difensiva che la fase offensiva. Quindi si dovrebbe lavorare fin dalle giovanili su questo modulo, su questo tipo di terzini, e siamo carenti in Italia. Sì, il terzino diciamo che è un ruolo che è sempre di più è difficile trovare, anche perché poi molti giocano a 3 con i tornanti a 5, quindi devi saper fare anche quello, devi riuscire a immergerti completamente nelle tattiche dell'allenatore. Parlando ancora di Serie B, diamo gli aggiornamenti sulle altre partite che si stanno giocando in questo momento. Il Cittadella è sullo 0-0 in casa contro il Pisa, mentre anche il Palermo sta pareggiando a reti inviolate in casa contro il Perugia, squadra dell'ex Melchiorri, accolto
a braccia aperte a Cagliari. Sono stato molto contento di questa accoglienza di Federico, che non è facile a Cagliari fare un gol e un assist e comunque essere applaudito. Non è facile, ma lui non so se l'hai mai conosciuto, Andrea, ma lui è una persona eccezionale. È quel ragazzo che tu vuoi bene, anche se lui dà sempre il 200% ogni partita. Ricordiamoci che comunque Scara ha fatto un grandissimo campionato, ha fatto tanti gol. A Cagliari è stato un po' sfortunato, però ha sempre dato il 200%. Assolutamente sì, poi ricordiamo io particolarmente quell'amore, quella specie di doppietta, perché poi il secondo in realtà è il autogol di Andanovic contro l'Inter, il 2-1 e la vittoria a San Siro, con Melchiorri che si emoziona visto che poi è tornato ha portato il Cagliari a vincere a San Siro dopo che lui aveva rincominciato dopo essere stato invitato direttamente dall'eccellenza. Quindi grande uomo Federico. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, diamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo insieme. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais spumante brut metodo classico e Rocca Rubia, il carignano del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantinadisantadi.it. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Caro, mi prendi un sacchetto di patate? Ci penso io, tanto sono tutte uguali. No, prendi noi, siamo della cooperativa Produttori Arborea. Ma chi parla? Noi, le patate novelle tutto l'anno. Tutto l'anno? Sì, perché grazie a 2 cicli di produzione nei 12 mesi e al limitato periodo di conservazione, senza l'utilizzo di antigermoglianti, garantiamo patate locali e novelle tutto l'anno. Mi avete convinto, prendo voi. Ma con chi stai parlando? Con le patate arborea. Gino Rammacannuda. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Eccoci di nuovo insieme, ancora seguendo la partita del Cagliari. Como Cagliari ancora sulla 0-0, azioni pericolose in questi ultimi minuti, ma ci facciamo raccontare tutto da Vittorio Sanna. 0-0 il punteggio con un'occasione per Favoletti, una per Cerri, bello il colpo di tacco dell'ex rossoblu col pallone alto sulla traversa, invece il colpo di testa schiacciato di Favoletti che avreste potuto commentare anche voi dopo qualche secondo, dopo 10 secondi. L'abbiamo citato. Potete entrare dentro la partita tranquillamente nel commento. Nel frattempo il pallone è crossato da Cerri, c'è questa paura che nasce da questi 3 minuti di cronaca, ma a livello di commenti voi dovete stare sul Cagliari perché comunque sia la gente per sapere come sta giocando, che posizione e via dicendo. Attenzione ora al Como che si è portato in avanti molto bene poco fa Viola, che ha tentato di liberarsi per il tiro ma è stato fermato. 18 minuti trascorsi, l'ha rimesso con le mani per la squadra di casa. Cerri che tenta di farsi largo, dentro il passaggio per il segmento dei Parigini, tocca all'indietro col pallone che viene allontanato direttamente in fallo laterale. È stato Obert a intervenire per calciare via il pallone ed evitare guai. È una partita equilibrata con squadre che si affrontano a viso aperto, che riescono a portare i loro attacchi, che stanno cercando a loro volta la
dà vittoria all'uno e all'altro. Iovine che rimette in gioco la palla dentro l'area di rigore, ancora Cerri di testa, un colpo di testa liberale con Luvumbo che non si coordina, poi intervento da parte di Rossoblu, si tratta di Viola che va giù, non c'è fallo per l'arbitro, recupera ancora Iovine, il cross all'interno, vuoto Cerri, dall'altra parte controllo tiro, la palla in rete, il gol da parte del Como sul pallone messo all'interno dell'area. Indovinate un po', Mancuso ritrova il gol, Leonardo Mancuso in gol al 19esimo minuto, Como in vantaggio al 19esimo, tiro cross da sinistra e Mancuso davanti alla porta e devo dire anche completamente solo, ha depositato il pallone in rete per il vantaggio del Como che è giunto, come abbiamo detto, al 19esimo Como in vantaggio, gol di Mancuso. Cagliari ancora che in difesa ha lasciato a desiderare, una palla che è rimbalzata addosso a Di Pardo, cross basso con tutti fermi dentro l'area di rigore e il tocco ravvicinato di Mancuso che ha messo a segno il gol del vantaggio per il Como. Difesa che ha ballato e ha felicitato il gol del Como, invece di essere noi contenti del ballo che abbiamo fatto, sono loro che sono andati a festeggiare stappando il risultato 1-0, quindi il punteggio. Ricordo ancora il gol firmato sull'assist di Blanco da parte di Mancuso. Cagliari che deve inseguire in questa prima di campionato e siamo al 20esimo, vediamo quale sarà la reazione rossoblu mentre si sta guardando un poco la posizione di Mancuso che era in dubbio, era effettivamente sembrava essere quasi al fianco ma potrebbe anche essere dietro la linea della palla. Stiamo aspettando di capire un po' se la posizione di Mancuso era regolare. Mancuso che guarda verso l'arbitro per cercare di capire qual è la decisione che sta prendendo. Siamo al 21esimo minuto, l'arbitro che ricorda il signor Manganiello che dice vamos, il gol è valido. A voi. E niente, quindi vantaggio del Como. Mancuso che era sicuramente uno dei giocatori più pericolosi da questa vigilia che avevamo analizzato. Cosa ne pensi, Claudio, come dell'azione che poi ha portato al vantaggio dei lombardi? Ma l'azione è quello che stanno provando, diciamo, nel corso di questi 20 minuti. La trama sono palla sulle fasce e questi cross verso Cerri, quindi la difesa si fa assorbire dal movimento di Cerri lasciando poi Mancuso libero di colpire da solo. Sicuramente non è un giocatore da sottovalutare Mancuso, vedremo come reagirà il Cagliari, un Cagliari che diciamo un po' sporcaccione perché comunque le sue trame di gioco le sta attuando, ma manca un po' quella pulizia che serve quando poi sei una squadra fiatata che gioca insieme da molto tempo. Invece noi abbiamo comunque un cantiere aperto quasi. Sì, diciamo che fino alla tre quarti ci arriviamo bene e dalla tre quarti in poi che stiamo facendo magari anche per merito loro perché stanno difendendo bene, creano tanta densità in fase difensiva e quindi arriviamo con queste palle messe dentro per Pavoletti che non sono sempre pulite, mentre invece loro giocano molto semplice, hanno quasi sempre la stessa trama, 2 giri palla, una palla lunga per Cerri spizzata e ingresso degli interni o degli esterni che mettono poi la palla dentro. E vedremo un po' come si evolverà questa partita. Intanto diamo una statistica che un minimo può rincuorare, magari può farci sperare un po' di più, perché il Cagliari nel XXI secolo in tutti gli esordi di Serie B non ha vinto solo una volta, ha pareggiato solo col Messina nella stagione 2001-2002, per il resto sempre vittorie dei sardi e chissà se confermerà questa statistica che sorride al Cagliari dal punto di vista anche delle direzioni totali di Manganiello che ha diretto ben 18 volte il Cagliari, sta facendo 8 vittorie per il rossoblu, 4 pareggi e 6 sconfitte, ma quando lo ha diretto in trasferta tutto è cambiato, perché solamente 2 sono state le vittorie dei sardi, 4 i pareggi e ben 5 le sconfitte. Per quanto riguarda il Como invece Manganiello l'ha condotto solamente in 2 occasioni, 2 pareggi per i lombardi, per la squadra del Lago, e vedremo un po' se questa statistica andrà confermata o andrà cambiata dal prossimo anno. Ricordiamo di mandare sempre i messaggi al 340 5186036. Cosa ne pensi della partita di Luvumbo fino ad ora?
L'Uvumbo che sta dando tanto da fare, sta anche difendendo, ok? Poco in fase offensiva, si sta proponendo bene ma viene servito poco. Ha una grande corsa l'Uvumbo, una grande tecnica, deve migliorare nella tecnica in movimento, è troppo veloce rispetto alla palla a volte. Sì, assolutamente, io l'ho visto l'anno scorso soprattutto in campionato primavera, era devastante rispetto agli altri, cioè vuol dire che se la palla era pari col difensore sapevi già che l'Uvumbo era in porta, perché non lo prendeva nessuno e difficilmente puoi prendere un ragazzo così, che tra l'altro ci mette anche tanta passione, già da dire, perché ci tiene molto a far bene, ci tiene molto ai compagni. Poi Agostini l'anno scorso, nonostante poi l'esito finale della stagione, ha creato un gruppo molto coeso e che ha bene in mente che la causa è una sola, è quella di portare a far vincere la squadra e non a brillare da soli. Pensi che questa voglia, questo modus operandi sia utile e possa davvero cambiare le sorti in una squadra che comunque deve lottare in un campionato cadetto che teoricamente non gli si addice? Assolutamente, il campionato di Serie B, soprattutto i campionati di Serie B, vanno vinti di squadra. A volte ci ritroviamo delle squadre che come nomi non sono all'altezza di altre, che vanno a stravincere le partite o si ritrovano poi in posizioni migliori rispetto ad altre. Assolutamente sì. A proposito di grandi sorprese, se andiamo a voltarci verso il calcio internazionale, oggi c'è stata un'ennesima grande sorpresa che purtroppo non è più una sorpresa praticamente, che è quella del Manchester United, che è andato a perdere in casa contro il Brentford per 4-0. Brentford che ha segnato tutti i gol della gara nel primo tempo, Manchester United che sta perdendo quota alle posizioni di classifica negli ultimi anni, proprio non solo in questa stagione. No, negli ultimi anni abbiamo fatto l'esempio del campionato di Serie B dove vince la squadra, cioè anche sì. in Premier League vincono le squadre. Ci ricordiamo il Leicester che con una squadra diciamo come nomi mediocre ha vinto un campionato. Assolutamente sì. Cagliari che si affida per la maggior parte al lancio lungo, anche in qualche occasione per dar vita alle avanzate dei suoi esterni De Sousa e Luvumbo che tra l'altro è ex della partita. Nel combo invece ne abbiamo due, oltre al già citato in più occasioni Alberto Cerri, in campo c'è anche Baselli. In campo anche Baselli, è un classe 92 che l'anno scorso non si è distinto nel Cagliari, ma ricordiamo che ha fatto 7 anni a Torino con 191 presenze e si è guadagnato anche la maglia della nazionale, quindi un giocatore molto molto importante che è sceso di categoria sicuramente per rimettersi in gioco. Vedremo un po' come giocherà in questa stagione appunto l'ex pupillo di quel centrocampo Baselli Benassi, che sogniamo, che se non sbaglio era lo stesso anno di D'Ambrosio Darmian alla fine. Peccato davvero. Intanto ci è stato fatto rivedere l'immagine del VAR. Mancuso ha fatto un movimento davvero ottimo, perché era in fuorigioco di 1 metro, è riuscito a recuperare davvero tanto e non lasciare nessun dubbio al guardalinee per quanto riguarda il suo fuorigioco. Gol assolutamente regolare. Cagliari che ora deve trovarsi a rincorrere in questa partita. Hai qualche dato in più su Mancuso per caso? Ho un dato importante, perché Mancuso l'anno scorso ha fatto da gennaio in poi col Monza segnando un gol, ma nelle 4 stagioni, se non sbaglio, precedenti è sempre andato in doppia cifra, quindi ha fatto sempre quasi 12, 13, forse anche 14 gol ogni anno, quindi è un giocatore che va tenuto d'occhio. Ok che Cerri è il punto di riferimento, ma bisogna fare attenzione ai movimenti di Mancuso, che non dà mai un vero punto di riferimento. Assolutamente sì. Cambia il risultato nell'altra partita di Serie B, è passato in vantaggio l'esordiente Palermo, che ritorna al campionato cadetto dopo anni. Rigore di Brunori al 25esimo e partita che potrebbe essere già indirizzata, perché il Perugia, dopo appunto appena 25 linguezze, si trova con un uomo in meno, espulsione che ha portato il rigore, e quindi vedremo un po' come si comporterà in questa altra sfida di Serie B. E si sblocca anche l'altra partita, Cittadella-Pisa, con il Pisa che passa avanti in vantaggio proprio in questo istante. Sono notizie che poi magari ci torneranno utili più avanti nel campionato, perché in questo campionato così equilibrato sulla carta non si capisce ancora chi davvero può essere l'antagonista per i posti di vertice. No, ha detto bene Vittorio all'inizio, quando ha detto che è quasi come una Serie A2, perché ci sono tante squadre che sinceramente lottano per il vertice, ma anche le squadre, ci saranno anche le squadre a sorpresa, no? E quindi bisogna stare attenti a qualsiasi tipo di partita che vada ad affrontare. Assolutamente sì. Poi tra l'altro anche dal punto di vista
l'importanza del tifo, della tradizione. Ci sono tante piazze che hanno vissuto momenti importanti e che non si accontentano, che dopo anni di sofferenze vogliono davvero quella gioia, e farlo in un campionato così difficile sarebbe perfetto per i suoi tifosi. Penso ad esempio, oltre al Palermo appena citato, anche una squadra come il Bari o il Parma o il Genoa. Sono tante le realtà che fanno paura in questo campionato. Parlateci dei vostri commenti, diteci cosa ne pensate della parità fino a questo momento. 340 5186 036 per comunicare con noi. Una partita che sta andando avanti senza particolari sussulti, un Cagliari che non riesce a trovare le geometrie adatte per sfondare, e un Como invece che fa buona guardia, teme l'avversario ma lo sta affrontando a viso aperto nel modo in cui vanno affrontate queste partite contro queste squadre che teoricamente sulla carta sono molto superiori a te. Guarda, il Cagliari ha reagito bene al gol, però non riesce a superare le linee avversarie. A volte si cerca troppo spesso la palla lunga, ma un Como che tiene molto bassa la linea difensiva. Il Como sicuramente sa che ha dei difensori lenti, sono forti fisicamente ma lenti, e quindi tiene la difesa bassa. Il Cagliari più di una volta ha provato il lancio lungo soprattutto sugli esterni, ma non riesce a sfondare. Assolutamente sì, vedremo davvero come continuerà il tutto. Intanto sta giocando anche un'altra partita in Serie A, c'è l'esordio del faraonico Monza che ha creato una squadra a centro classifica praticamente, con gli acquisti di quest'estate, che non sembra ancora intenzionato a fermarsi. In casa contro il Torino per ora il risultato è di 0-0. Cosa ne pensi degli acquisti di questo Cagliari bis quasi? Il Monza vuole vincere, il Monza vuole fare il meglio per sé, visto i nomi che hanno preso. Hanno fatto un Cagliari bis, però hanno preso i migliori, diciamo, del Cagliari. Quindi sono molto curioso di vederli giocare. Hanno un gran bel allenatore, è una struttura societaria fantastica. Assolutamente sì. Invece dei Liverani, cosa ne pensi? La sua attitudine a giocare con una squadra sempre giovane, a chiedere tanto, può essere la chiave per far finalmente sbocciare tanti ragazzi che a Cagliari difficilmente hanno avuto un'occasione, e che comunque nel corso di questi anni sono pochi quelli che effettivamente arrivati giovanissimi sono riusciti a sfondare, a davvero a fare il salto di qualità. Sì, guarda, sono contento che abbia dato fiducia a questi ragazzi, soprattutto sono molto contento per Jacopo De Zogus, che ha fatto vedere tante cose belle l'anno scorso e nel precampionato, quindi sono contento che gli abbia dato fiducia. Ma lui è uno che fa giocare i giovani, non ha paura di rischiare, è un allenatore molto concentrato, che vuole dare un'impronta importante alla sua squadra. Richiede tanta velocità, ha tanti schemi, quello che stiamo vedendo sicuramente magari non è quello che chiede lui, però è la prima giornata di campionato. Assolutamente. Quindi ci può stare nella fase iniziale della partita. Le sinergie vanno create, vanno oliate, vanno abituate alla mente. Bisogna imparare a giocare senza guardarsi praticamente, soprattutto a questi livelli, Claudio. Assolutamente, ma sono tutte cose che arrivano col tempo, quindi non bisogna scoraggiarsi per 30 minuti di partita, non c'è nessun tipo di problema, ma anzi vedo che stanno reagendo alla grande. Dai, forza Castedo come sempre, dobbiamo far sentire la nostra voce, dobbiamo cercare di spingerli anche telepaticamente, questi ragazzi che devono finalmente portarci quelle soddisfazioni che tanto aspettiamo ormai. Il tifoso del Cagliari è un po' masochista negli ultimi anni, diciamo così, ma si sta parlando di fede, non è tifo giusto non è quel tifo che hai per la squadra più forte, hai il tifo perché ami una piazza, ami una città, ami una squadra, e quello non cambia neanche a seconda dei risultati che poi ottieni. Assolutamente, il Cagliari è una fede, i ragazzi vanno sostenuti, i ragazzi hanno fatto un mese di ritiro facendo quasi 2 allenamenti al giorno, quindi gli va dato tempo di oliare gli schemi di gioco di mister Liverani. Sì, vediamo intanto questo Macumbu, molto interessante. Macumbu in Coppa Italia anche a livello tecnico mi ha fatto vedere delle cose veramente innovative per il gioco del Cagliari, che non vedevo da un po', anche qualche dribbling che alcuni definirebbero di troppo per un giocatore comunque che deve far da schermo alla difesa. Anche qua in questa partita qualche colpo di classe se lo sta concedendo, vedremo un po' che impatto avrà anche sul gioco del Cagliari, insieme a giocatori come Viola ad esempio ha segnato un gran gol di punizione nella partita di Coppa Italia. Cosa ne pensi? Può essere quel jolly per mandare in avanti gli attaccanti che davvero risolverebbe tante situazioni?
Cagliari. Sì, assolutamente. E ritorno al discorso di Macumbu, è un giocatore, un play basso, un giocatore di centrocampo che sta sempre in movimento. Ha la grande capacità di giocare semplice nel momento in cui deve giocare semplice, magari provare la giocata nel momento in cui magari è più avanzato. Quindi sì, sono molto curioso di vederlo giocare perché mi sembra un bellissimo giocatore. Riguardo a Viola invece, lui ha sì la capacità di mettere i giocatori in porta, ha una tecnica incredibile, ha un sinistro che può fare quello che vuole, quindi ha grosse capacità e anche lui deve entrare in forma. Conterà molto la testa nella stagione di Viola, che sappiamo essere un ragazzo esuberante, se così possiamo definirlo, e di conseguenza vedremo come continuerà questa stagione. Uno spogliatoio che nel Cagliari tra l'altro l'anno scorso non è che abbia concluso la stagione nel migliore dei modi. È dura quando si perde, vero? Quando si perde non è mai facile, quindi quando si perde ogni giocatore ha qualcosa da dire. In mancanza di leader dentro uno spogliatoio è difficile portare avanti un discorso di squadra. Ho vissuto degli spogliatoi dentro il Cagliari, quando giocavo a Cagliari, dove anche se si perdeva non c'era nessun tipo di problema, ma la perdita veniva vista come una lezione, quindi bisogna imparare da quella sconfitta. Ma quando si perde e non ci sono, o magari ci sono pochi leader o addirittura nessuno, è difficile. Assolutamente sì, difficile poi anche avere il caposaldo su cui poi ricostruire un progetto. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo insieme per seguire la cronaca di Vittorio. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Il riscaldamento è importante per la squadra e anche per Cifadda. Acquistando una stufa con lo sconto in fattura, risparmi subito il 50%. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Caro, mi prendi un sacchetto di patate? Ci penso io, tanto sono tutte uguali. No, prendi noi, siamo della cooperativa Produttori Arborea. Ma chi parla? Noi, le patate novelle tutto l'anno. Tutto l'anno? Sì, perché grazie a 2 cicli di produzione nei 12 mesi e al limitato periodo di conservazione, senza l'utilizzo di antigermoglianti, garantiamo patate locali e novelle tutto l'anno. Mi avete convinto, prendo voi. Ma con chi stai parlando? Con le patate arborea. Gino Rammacannuda. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e terre brune, Carignano Superiore Doc. Il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantinadisantadi.it. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Eccoci di nuovo insieme, linea Vittorio Sanna. 37esimo minuto, sempre 1-0 del Como sul Cagliari che ha tentato con qualche tiro da fuori ma senza preoccupare particolarmente il portiere Ghidotti. Ora tenta di partire Del August nel settore di sinistra, viene maltrattato dai giocatori del Como, alla fine l'arbitro interviene, non voleva quasi farlo, non lo ha fatto neanche nei confronti di Luvumbo, vorrebbe che questi ragazzi crescessero in fretta e diventassero dei guerrieri e non dei semplici calciatori. A quanto pare il signor Manganiello, che nel cognome ha tutta la sua rudezza. Il pallone portato avanti dal Cagliari nel settore destro ha servito in questo caso Di Pardo bello al tiro ma non bello certo quando si è andato in fase difensiva, ha mancato goffamente un pallone e non è riuscito a domesticarlo. Zappa nella corsia di sinistra, il pallone è ancora verso Viola che col sinistro tenta di trovare Pavoletti, cosa non riuscita, pallone recuperato ancora dal Como. Stiamo vedendo quelle difficoltà che avevamo detto potevano starci. Zappa che gioca a sinistra perché non abbiamo un esterno di sinistra, il Viola che gioca da interno sinistro ma gioca con un solo piede, quindi diventa complicato fare l'interno. Insomma, le nostre paure su determinate posizioni in campo si stanno purtroppo verificando e dobbiamo fare qualcosa, perché se gli interni ce li abbiamo, gli interni devono giocare, devono avere le caratteristiche di interni e soprattutto dobbiamo compensare a questa mancanza di esterni che ormai è una cosa cronica che dura da 5-6 anni. Palla portata avanti ora da Obert, data verso Goldaniga, 38esimo che scorre,
Goldaniga non sa cosa fare, cede quindi la palla nuovamente a Obert, pressing portato dalle due punte, nuovamente Goldaniga in posto di palla, tenta di avanzare, scavalca il centrocampo tentando di trovare Pavoletti che fa da sponda a destra nella zona di De Iola che lascia ancora Di Pardo che non rischia, ritorna all'indietro per evitare sbagli, palla nuovamente a sinistra per Zappa, il controllo di Zappa, il tocco corto, ancora il tocco all'indietro a Viola, non si guadagnano metri, si rimane col pallone nella zona vetrata, il passaggio in verticale ora di Goldaniga, la sponda di Pavoletti sbagliata, ha perso palla a Viola, ancora lui, la palla portata quindi dal Como, ceduta verso sinistra, ancora allargata nel settore sinistra dove tenta di partire la squadra lariana, molto più fluido il gioco, tenta di inserirsi, accelerazione, riesce in qualche modo ma con grande difficoltà Di Pardo a chiudere, recupera quindi Macumbu, evita il ritorno su di lui del suo avversario Yanou, il pallone quindi a sinistra nella zona di Zappa che deve controllare col destro e si porta il pallone sistematicamente vicino alla linea laterale, direttamente in fallo laterale, è andato a controllare col destro come istinto, lui che è un destro, e la palla sarà portata direttamente in fallo laterale. Anche da replay potete apprezzare le difficoltà di un giocatore col solo destro che gioca a sinistra e le carenze di quella che è una rosa allestita ancora in modo incomprensibile per molti aspetti, andando a prendere giovani di belle speranze di altre squadre. C'è il rilancio lungo con la palla ancora scagliata in avanti, il colpo di testa di Obert prolunga Viola, la palla nella zona in cui agisce De Zogust che tenta di evitare l'avversario, conquista una rimessa con le mani mentre Cerri è rimasto a terra all'altezza del centrocampo dopo uno scontro. Tutto questo quando siamo al 40° minuto, Cerri che rimane ancora durante a terra interrompe l'azione dopo lo scontro con Obert che aveva spinto alle spalle e l'arbitro che in questo caso non era intervenuto. 39 minuti 40 secondi nel corso del primo tempo, Como 1 Cagliari 0, il gol di Mancuso al 19° e vorrei sentire il parere di Claudio Pani su quello che stiamo vedendo in campo, con anche queste discrepanze tattiche e questi equivoci che avevamo peraltro sottolineato anche nelle settimane scorse. Quindi Claudio, dici un po', sei stato chiamato in causa? Sì, era un po' la nostra paura, con Vittorio ci confrontiamo spesso, era un po' la nostra paura degli interni di centrocampo, no? Mettere Viola, fare l'interno, l'interno serve se fa l'interno, cioè certo, se si inserisce, se mette palle, eccetera eccetera. Se un interno non fa queste cose, stai giocando con un centrocampo piatto in linea, crei delle discrepanze tra centrocampo e attacco. Assolutamente sì, sono d'accordo con te. Abbiamo visto poi nel corso della partita, nei minuti precedenti, due munizioni, una per De Zogus e una per Baselli per quanto riguarda il Como. Pensi che queste ammunizioni potranno contare poi ai fini del match anche a livello di interventi, visto che comunque soprattutto Baselli gioca in un ruolo molto centrale? Potrebbe contare soprattutto per Baselli, perché Baselli è un gran bel giocatore ma è molto irascibile. Nella sua carriera anche col Torino ha preso parecchi rossi. Eh sì, anche De Zogus è un bel peperino, l'abbiamo visto lamentarsi per qualche fallo. De Zogus che è parecchio preso di mira in questa prima partita, devono aver visto la partita di Coppa Italia. Anche perché De Zogus sta provando in tutti i modi ad affrontare gli avversari in 1 contro 1. Qualche volta lo sta facendo bene, qualche volta dovrebbe appoggiarsi al compagno, ma si sta dando tanto da fare. E diciamo che è un'inesperienza che gli viene anche perdonata, mettiamola assolutamente, così. Deve farlo. Esattamente, se non si prova poi non si acquista neanche quella fiducia che serve quando poi deve diventare un vero calciatore. De Zogus secondo me l'anno scorso ha avuto il momento di cambio totale dopo la partita con la Fiorentina. Io ho seguito da vicino la primavera, dopo la partita con la Fiorentina e la vittoria del Cagliari in un match abbastanza difficile. De Zogus era stato espulso a fine partita, non so se lo sai questo Claudio, era stato espulso per un'esultanza davanti alla panchina avversaria, e diciamo che fino a là era un giocatore abbastanza innamorato di se stesso, mettiamola così, è abbastanza narcisista nelle sue giocate. Dopo quella partita però Agostini gli ha fatto una strigliata di quelle colossali. Sì, anche perché Ago è un ragazzo tranquillo. Tu hai giocato con Ago, parlaci un po', cosa potrebbe
essere successo in quegli spogliatoi. No, gliel'ha detto tranquillamente che doveva giocare con i compagni, sicuramente. Jacopo, non devi farle queste cose, perché poi ti squalificano un casino, ma vai tranquillo, sicuramente con questi toni molto pacati. Molto pacati. Sì, vabbè, quando si è un giocatore di cuore è giusto anche che ci sia Agostini, un grande, tra l'altro vincitore anche del premio per il miglior allenatore del campionato Parcadetto. Lo vedi da qualche altra parte nel prossimo futuro, Ago? Ma sicuramente uno con la sua personalità, le sue caratteristiche, come fa giocare la squadra, meriterebbe sicuramente palcoscenici importanti. Assolutamente sì. Intanto arriva un'altra notizia dagli altri campi di Serie B, perché il Cittadella ha trovato il gol del pareggio 1-1 esuato iniziale, aveva aperto le marcature, non avevamo detto il marcatore prima, che è Masucci al 27esimo. 11 minuti dopo ha segnato Baldini per l'1-1 del Cittadella, che quindi sta ottenendo un pareggio in casa. Tra l'altro un PSG che, se non sbaglio, aveva conquistato un calcio di rigore ma che non ha trasformato o gli è stato direttamente annullato. Andremo a controllare le nostre fonti. Intanto torniamo a vedere la partita, un Cagliari che ancora non riesce a trovare quelle, diciamo, anche quei meccanismi che poi ti portano a fare tante azioni d'attacco. Non riesce, perché questa è la Serie B. Il Cagliari arriva, come detto prima, arriva bene alla tre quarti con trame di gioco forse anche un po' troppo lente, però poi si sbatte nel muro del Como. Il Como si difende in 11 e attacca in 11. Assolutamente sì. Cosa ne pensi invece della partita di Goldanica, che è un giocatore che è tanto chiacchierato, diciamo così, per quanto riguarda il mercato? Si parla di Lecce, come ti sembra? Goldanica è un buon giocatore, molto fisico, anche tanta personalità, che io mi posso basare su quello visto l'anno scorso. Non ha dato dimostrazione di quello che sa fare realmente. Sì, dici che lui è meglio di molto di più, può fare molto di più. Anche perché l'anno scorso ricordiamo che l'avevamo comprato, che non aveva fatto una presenza, se non sbaglio, addirittura 0 nel corso della prima parte di campionato, quindi sicuramente i minuti delle gambe gli servivano anche per tornare in condizione, anche in tornare in quel mindset che poi ti serve quando giochi tante partite a livello alto e ti interessa poi anche essere dentro il match. Assolutamente, è il campo che ti dà tutto quello che ti serve. Intanto il Cagliari si è avvicinato all'occasione propizia proprio con Goldanica, il cross è di Viola, il colpo di testa di Goldanica però è Sbilenko e non ha consentito appunto al difensore di segnare il gol del pareggio. Noi andiamo a seguirci il recupero insieme a Vittorio Sanna, a cui cedo la linea. Iniziato proprio in questo momento con l'accelerazione di De Zogos, che tenta di liberarsi di un ulteriore giocatore. De Zogos che sta tentando di accendere il Cagliari, lui e Lubumbo, e dobbiamo dire che un accorgimento tattico è stato, voi mi date conferma, voi che state seguendo con più attenzione la partita, mi pare che sia stato adottato, perché vedo in questo frangente e da un po' di minuti Viola dietro i tre attaccanti e quindi in una posizione molto centrale. Viola che era letteralmente fuori dal gioco, ora mi pare di vederlo al fianco sia di Lubumbo che sta sulla destra e di De Zogos che sta a sinistra in una posizione di trequartista, insomma quel 4-2-3-1 che avevamo ipotizzato. Vedi che Viola è sì ancora leggermente a sinistra, ma con De Iola e Makumbu che sono uno a fianco all'altro. Attenzione ancora al Como che porta avanti il pallone, palla in verticale per Cerri, dentro a cercare Mancuso, anzi stava Blanco. Bella la chiusura stavolta da parte di Zappa. Si conclude qua il primo tempo che si chiude sul punteggio di 1-0 per la squadra di casa, un 1-0 che è maturato per effetto del gol firmato da Mancuso. Un Cagliari che deve purtroppo inseguire il risultato, ha tentato di fare il gioco ma si sono viste le stesse difficoltà che si sono messe in mostra contro il Perugia, cioè una squadra che ha delle difficoltà soprattutto a centrocampo, che ancora non ha l'identità giusta, che non deve far giocare per forza tutti i giocatori che sono arrivati in questo mercato, ma deve tentare di mettere dentro delle squadre equilibrate. Insomma c'è tanto da lavorare, soprattutto c'è la dimostrazione ancora una volta del fatto che il mercato, che determinati movimenti non sono funzionali alla squadra, sono funzionali ad altre logiche probabilmente che non pagano, perché dal punto di vista del gioco, soprattutto una squadra come il Cagliari che sta cambiando tanto, poi alla fine patisce quelli che sono gli effetti di questi cambiamenti. E quindi si conclude in un paio di secondi fa si è concluso il primo tempo, Cagliari che è sotto nel punteggio 1-0 contro il Como, il gol
gol di Mancuso ha aperto le marcature. De Zougus, che tra l'altro si stava lamentando parecchio al finale di questo primo tempo, dopo che l'arbitro ha fischiato. De Zougus, che è stato proprio quello più preso di mira, diciamo così, stanno cercando di levarci gli uomini destro in questa partita. Sì, però devo dire anche che abbiamo ottenuto il posto di palla molto più basso, 9 minuti e mezzo contro 15 del Como, questa dice lunga. I tiri sono stati gli stessi, 5 per ciascuno, le palle recuperate pure, ma sono state maggiori le palle perse, quindi ancora una volta è la dimostrazione che non si è puntuali, non si è precisi nel gioco a centrocampo, perché i dati dicono questo, che effettivamente il Cagliari fatica molto di più. Abbiamo visto i due ragazzini tentare di animare il gioco della squadra, Luvumbo e De Zougus, soprattutto nella seconda parte del primo tempo, ma è un Cagliari che non può puntare esclusivamente sui ragazzini, cioè deve essere il contrario, i ragazzini devono essere sostenuti anche dall'interiorità della squadra, e dobbiamo dire che l'interiorità della squadra ha fatto fatica. I due mediani hanno protetto abbastanza bene la linea di difesa, solamente su una palla che è stata riproposta immediatamente dentro la difesa è caduta, e mettendo in evidenza anche delle lacune profonde. E per il resto però dobbiamo dire che in fase d'attacco Pavoletti non ha mai avuto la possibilità, se non con un colpo di testa, di mettersi in luce, e per il resto è stata una squadra che si è affidata, insiste, alle iniziative di De Zougus e Luvumbo, e a qualche tiro da fuori. Uno in particolare è piaciuto, uno di Luvumbo che non è passato distante dal palo, e un altro di Pardo che è finito al lato. Sì, Di Pardo che ha dimostrato buone doti balistiche in quel tiro. Può essere una soluzione il tiro da fuori, Claudio? Sì, deve essere una soluzione il tiro da fuori, perché il Como gioca molto chiuso, in fase difensiva sono molto compatti. Un'altra soluzione possono essere le palle inattive. Le palle inattive dove Viola le calcia bene, abbiamo dei saltatori importanti e dobbiamo sfruttarle di più, dobbiamo crederci anche un pochino di più. Assolutamente. Secondo me ha studiato molto Manganiello in questo senso, nel senso che le lamentele di De Zougus e anche quelle di Luvumbo secondo me sono dettate dal fatto che Manganiello, preparandosi la partita, sa che il Cagliari ha nel calcio piazzato il suo punto forte, e quindi è condizionato da questo, dal sospetto che magari il Cagliari vada a cercarsi il fallo anche quando il fallo non c'è, ed ecco la ragione per cui qualche maltrattamento in più è stato riservato ai due giocatori. Assolutamente sì, un po' bullizzati, se così possiamo dire, dagli avversari del Como. Prima parlavi comunque di ragazzi giovani, adesso rivedendo un po' la squadra in campo oggi, sono la maggioranza loro praticamente di giocatori esperti. Ci sono Pavoletti, De Iola, che comunque è un ragazzo che ha ancora tanto da dare, Viola, qualche interprete come Goldaniga, ma per il resto sono quasi esordienti. Giusto, Vittorio? Sì, pensavo stessi domandando a Claudio. Sì, ci sono moltissimi giovani, peraltro non tutti nostri, cioè insisto nel dire questo, cioè se tu trapianti una squadra in un'altra squadra più grande e la trapianti tenendo 4-5 giocatori di una certa esperienza, secondo me trai molti più benefici. Io non voglio entrare nel dettaglio perché sarebbe antipatico, perché magari mi aspetto che questi ragazzi alla fine riescano a esprimere il loro valore, però noi stiamo prendendo gente come Di Pardo che deve dimostrare tutto. Abbiamo preso anche l'ultimo che è arrivato al Torino, che oggi non c'è, Millico, che praticamente è un altro giocatore di quelli che potrebbe diventare un grande calciatore, però non ha dimostrato niente. Cioè sembra quasi che l'ordine, il primo obiettivo sia quello di creare movimento e di fare andare via i nostri giocatori per farne arrivare degli altri, senza che ci sia un valore sicuro del movimento che si è creato, e questo non crea squadra, crea confusione. Infatti io sono seriamente preoccupato nella costruzione della squadra, perché se alla fine arrivano degli anziani che hanno un certo carisma e che devono giocare per forza a discapito degli altri, l'equilibrio della squadra non lo stai più costruendo sulla base di logiche che servono per giocare bene, rischi di costruirlo sulla base di un mercato che hai fatto che non puoi in qualche modo contraddire, devi tentare di dimostrare che hai fatto bene, ed è già un errore che abbiamo fatto negli anni scorsi. Assolutamente sì. Invece vi faccio una domanda a tutti e due, voglio il vostro commento su una situazione in uscita. I fratelli Tramoni, Lisandro ha fatto molto bene in primavera l'anno scorso, mentre Matteo si è distinto con il Brescia. Pensate che possano essere un'occasione persa la loro cessione, che sembra appunto imminente al Pisa, così si parla nei giornali? Claudio? Rispondo io prima dicendo che è inutile porci anche il problema, perché se fosse un'occasione persa l'abbiamo persa, e quindi
quindi non potremo mai avere una dimostrazione di questo, se non nel valore che questi ragazzi potranno ancora dimostrare. D'altronde dobbiamo dire che abbiamo fatto partire un giocatore, io spero consapevolmente, con delle buone ragioni, che con il Brescia va tutto bene. Parlo del più grande dei di Matteo. Sì, in questo caso, ecco, ripeto, io ancora non capisco le logiche, non riesco a capire le logiche, perché non so se Claudio mi può aiutare a comprendere meglio. Le logiche che io conosco sono quelle legate al miglioramento della squadra e non al fatto che si possa fare gazzoso. No, le logiche, logico in questo penso ci sia poco, Vito. Quello che vorrei dire io è che potrebbero non essere le uniche occasioni perse quelle dei fratelli Tramoni, perché abbiamo altri esempi su cui possiamo parlare. Quindi non ci trovo una logica in questo, visto che è una squadra giovane. Perché questi giovani prenderli da fuori se non hanno mai avuto l'esperienza o la bravura di dimostrare qualcosa? Noi in casa abbiamo tanti giovani bravi che l'anno scorso hanno fatto un grandissimo campionato di primavera. Mi pare che siano saliti soltanto Jacopo De Zogus e Boccia. Oggi ad esempio Luvumbo, sì, però Andrea, non facciamo confusione. Quelli ci sono dei giocatori che crescono nel Cagliari da quando hanno 13 anni, dei giocatori che acquisti quando hanno 16 anni. Allora Kurfalidis, Palomba, Obert, non possiamo definirli prodotto del stagione del Cagliari, perché non sono un prodotto del stagione del Cagliari, sono un prodotto del stagione altrui che a noi abbiamo preso ancora in fase di maturazione e poi li abbiamo aiutati a maturare definitivamente. Esatto, come lo Soluvumo, non sono prodotti del nostro vivaio. Abbiamo visto passare altri giocatori che invece sono cresciuti più a lungo nel vivaio, che c'erano da più anni. E poi l'altra cosa è che io non capisco per quale ragione, ad esempio, Contini, ritorno su Contini, che è stato un po' il mio pallino in questo periodo, era stato promesso fin da 6 mesi fa all'Olbia. Cioè, sulla base di che cosa? Cioè, qual è la logica che porta ad avere un eventuale calciatore che ti serve per il campionato e che potresti valutare, invece si rischiava di non valutarlo perché è stato tenuto addirittura in panchina nelle prime 2 amichevoli, perché lo hai promesso all'Olbia e sei riuscito a portarlo ad Olbia. Nel momento in cui va via Contini, immediatamente prendi Milico. Cioè, dove sta la logica? Non riesco proprio a seguirla, non riesco a comprenderla. E stiamo parlando di 2 giocatori che per certi versi hanno avuto un cammino simile, perché Milico prima di Contini era stato uno di quelli che nel campionato primavera del Torino, non del Cagliari, si era distinto e aveva fatto molto bene. Perfetto, noi abbiamo concluso il nostro tempo, dobbiamo lasciare spazio ai nostri sponsor, perché sta per iniziare il secondo tempo di Como Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e la tigna, il passito da dessert. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantinadisantadi.it. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Caro, mi prendi un sacchetto di patate? Ci penso io, tanto sono tutte uguali. No, prendi noi, siamo della cooperativa Produttori Arborea. Ma chi parla? Noi, le patate novelle tutto l'anno. Tutto l'anno? Sì, perché grazie a 2 cicli di produzione nei 12 mesi e al limitato periodo di conservazione, senza l'utilizzo di antigermoglianti, garantiamo patate locali e novelle tutto l'anno. Mi avete convinto, prendo voi. Ma con chi stai parlando? Con le patate arborea. Gino Rammacannuda. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound.
Eccoci di nuovo insieme, sta per iniziare il secondo tempo, ricordiamo il risultato finora, il Como è in vantaggio per 1-0, il gol come abbiamo detto in precedenza è di Mancuso che non doveva essere il più atteso visto che quel ruolo era destinato a Alberto Cerri anche per il passato, ma comunque si sta dimostrando un ottimo interprete del Como e vedremo se il Cagliari in questo secondo tempo riuscirà a riprendere un match che comunque sembra nelle sue corde, giusto Claudio? Sembra nelle sue corde, assolutamente sì. La trama di gioco del Como è quasi sempre la stessa. Il problema è riuscire a farli male, perché hanno due linee, quella difensiva e quella di centrocampo, che sono bloccate e ci saranno 2 metri di distanza tra un reparto e l'altro. Non è facile. Assolutamente sì. Quello che secondo me un po' è mancato l'anno scorso nel Cagliari era un po' la distanza tra i reparti. Pensi che Makumbu possa essere quell'esempio di collante che fa bene a una squadra, soprattutto tra difesa e centrocampo, per poi far eseguire il gioco verso le azioni offensive? Lui lo può essere benissimo, tant'è che lo sta facendo, tant'è che sta giocando quasi sempre in verticale. Il problema rimane nella tre quarti. E la tre quarti quindi è un po' quello che ci manca. Vedremo se ci saranno scelte di Liverani nel corso di questa pausa del primo tempo, vedremo se sarà già il momento di Pereiro o verrà utilizzato più in là. Anche Rog e Nandes dovrebbero essere in forma e pronti a giocare, sbaglio? No, dici bene, dovrebbero essere pronti, magari non voleva rischiarli da subito, voleva dargli almeno un primo tempo di pausa, ma speriamo si possano utilizzare. Speriamo di sì, anche perché Rog è un giocatore che ci manca davvero tanto. Io sono contentissimo che alla fine poi sia rimasto dopo 2 anni ad aspettarlo. Aveva fatto tanto bene in quell'inizio di campionato, poi sciagurato dopo la sconfitta con la Lazio, e può essere davvero il giocatore che cambia radicalmente il metodo di gioco e anche i risultati della squadra. Secondo me Rog è il vero fuoriclasse di questa squadra. Io da centrocampista, quando l'ho visto giocare, ma anche a Napoli, ma quando l'ho visto giocare anche a Cagliari, mi sono innamorato di quel giocatore. Una tecnica incredibile, una capacità di vedere le giocate prima degli altri. È fondamentale averlo in campo. Può essere davvero il mattoncino da cui costruire e poi riportare in alto il Cagliari. Assolutamente sì. Giocatore di altra categoria, giocatore che secondo me non sfigurerebbe, almeno per le prestazioni che ci ricordiamo, visto che ormai sono 2 anni che non lo vediamo praticamente più in campo, se non per qualche spezzone. Un giocatore che ha delle caratteristiche che sarebbero davvero fondamentali. Invece Nandez, secondo te andrà via dopo l'ennesimo avvertimento / minaccia del suo procuratore del fatto che sarà un colpo degli ultimi giorni di mercato? Non lo so se potrà andare via. Di solito i procuratori chiacchierano tanto, a volte i procuratori fanno i propri interessi più che gli interessi dei giocatori. Io non so Nandez nella sua testa cosa voglia fare, ma sarebbe bene che si decidesse e che prendesse lui una decisione. Eh sì, anche perché il suo destino era fuori da Cagliari, nettamente, con la rottura con la società. Addirittura per mesi c'era stata anche una questione interna, poi il problema, diciamo così, che ha avuto in Uruguay, per cui non è tornato in Uruguay. Poi c'è questo, nei giornali si chiacchiericcia un po' alla Cioè dei vecchi tempi di questo suo nuovo amore, che potrebbe essere il collante invece per non tra difesa centrocampo, ma tra Nandez e il Cagliari. Sono delle piccole incognite, giusto? Che sono però incognite che vanno risolte al più presto, perché qui si parla del bene di una squadra, del bene del Cagliari, quindi di una città. Assolutamente sì, non abbiamo spazi per telenovelas. Intanto si sta riscaldando Rog, ma non sembra che l'intensità sia quella di un giocatore che sta per entrare in campo nei prossimi minuti. Vedremo se appunto ci saranno scelte o si continuerà con questo modulo. Tutto sommato comunque una partita che si può tranquillamente riprendere, una partita che si deve continuare a giocare come sappiamo, e devono davvero trovare forse anche solamente quel guizzo, quell'occasione, quell'evento. A volte basta solo quello per rimettere in piedi una partita. A volte basta solo quello, cioè basta anche una semplice giocata, un tiro in porta sfiorato, anche un gol su palla inattiva che cambia completamente una partita. La mentalità dei giocatori viene stravolta dopo un episodio del genere. Eh sì, addirittura un gol può cambiare una stagione, figuriamoci una singola partita.
Diamo un attimo un aggiornamento sulle altre partite di Serie B, perché aveva segnato il 2-0 il Palermo, ma è stato annullato, risultato che quindi rimane sull'1-0 quando ci si sta preparando a ripartire. Tra poco ripartiamo dando anche la linea al nostro Vittorio Sanna, la nostra voce che commenterà appunto i suoi 3 minuti di questo Como Cagliari. Una prima un po' un muro ci siamo trovati davanti, prendere gol al primo tempo potrebbe scoraggiare, ma pensi che Liverani comunque è un allenatore di carisma, pensi che negli spogliatoi comunque abbia fatto sentire la sua voce? Ha fatto sicuramente sentire la sua voce, penso l'abbiamo sentito fin troppo bene, anche dici? noi forse l'abbiamo sentita, però ti dico ci sta perché il Como è abituato a giocare questo tipo di campionato, il Cagliari si è ritrovato in un campionato così e quindi bisogna dare tempo. Assolutamente d'accordo, bisogna capire un po' le dinamiche di questa serie cadetta. Noi diamo la linea a Vittorio Sanna per la sua cronaca, i suoi 3 minuti. Siamo al 27esimo minuto del 27esimo secondo del secondo tempo, con intanto Liverani vi dico che non ha fatto sentire la sua voce se non per telefono, visto che Liverani è squalificato. Nel suo posto c'è Cesare Bovo in panchina, una squalifica che si è portato dietro all'ultima esperienza in altra squadra. Lo abbiamo visto in tribuna invece molto preoccupato insieme a Capozucca dopo questo primo tempo. Non ci sono stati cambi, quindi iniziamo a commentare da questo minuto numero 1 che è andato via questo secondo tempo, col Cagliari che è ripartito con i medesimi giocatori che hanno iniziato la partita, con la disposizione in campo che avevamo già visto, Macumbu nella posizione centrale, nuovamente Viola spostato nella posizione di interno, proprio lui non sa cosa fare della palla e la rende all'indietro, cambio gioco a destra per Di Pardo, lo stop di Di Pardo che dà ancora all'indietro, non spingono i nostri esterni, anzi riportano la palla dai nostri centrali. Obert nuovamente ci ritenta con Viola che dà verso il centro, il velo di De Zogos, alle spalle non c'è nessuno, pallone recuperato dal Como che può ripartire, settore di sinistra, Yannou che scatta con Luvumbo che lo insegue, Yannou si ferma all'altezza da 3 quarti e dà all'indietro dove può controllare Ballemo, da questi il pallone ancora Bellemo verso destra dove arriva Parigini che controlla, tocca all'indietro, viene incontro Blanco, la palla invece ritorna ancora all'indietro. Il Como lo può fare visto che il punteggio è a suo favore, ricordo 19esimo il gol di Mancuso, pallone verso sinistra, tentativo di Yannou di partire, la chiusura di Luvumbo, ultimo tocco che è stato di Luvumbo e la rimessa con le mani quindi ancora per il Como 17 secondi dopo il 47esimo, con la rimessa con le mani di Yannou. Eccolo il giocatore cipriota che aspetta ancora, indietreggia per poter effettuare la sua rimessa con le mani, va a cercare Cerri troppo lungo, ma Kumbu lascia andare alle sue spalle dove Obert calcia lontano nella zona di Pavoletti che va a fare a sportellate, recuperato il pallone da Bink, il giocatore inglese ha dato all'indietro, Pavoletti anche quest'oggi non pervenuto, non è stato mai servito, solamente un colpo di testa in tutto il primo tempo su uno dei pochi cross che sono stati proposti nell'area di rigore. Ancora il pallone ribattuto nella zona in cui ancora salta Pavoletti di testa, va a cercare un compagno, la palla è ribattuta, ancora l'intervento di Zappa, lo scatto di De Zogos che tenta di andare via, viene chiuso con palla che viene spedita in fallo laterale. La rimessa in gioco è per il Cagliari con De Zogos che si rialza, nulla di grave, pallone servito a Deiola indietro per Macumbu, da questi all'indietro ancora con pallone che Obert affida a Goldaniga verso destra per Di Pardo che cerca di girare su lungolina per Luvumbo, buono il movimento di Luvumbo che tenta di farsi largo, si libera di un avversario, dall'indietro per Macumbu, da questi verso sinistra dove c'è ancora Viola che viene chiamato, pallone che viene servito troppo largo da Zappa proprio verso Viola e si perde in fallo laterale. 48 minuti 40 secondi, la Padula si è alzato dalla panchina per il Cagliari, ma Cagliari che non è pervenuto. A voi. Eh sì, vediamo un po' se la Padula sarà la prima scelta di Liverani in questo secondo tempo. Cosa pensi possa dare il peruviano all'attacco del Cagliari? Ma sicuramente meno punti di riferimento rispetto a quelli che sta dando Pavoletti, perché vediamo Pavoletti da una parte che non riesce a tenere la palla, gliene arrivano poche, ma quelle poche che gli arrivano non riesce a tenerle, non spizza la palla,
palla, non dà l'appoggio, mentre invece dall'altra parte Cerri sta facendo un'ottima partita. Gli arrivano le palle anche a lui, altezza petto, altezza pancia, altezza testa, e riesce a tenerle e a giocarle per i compagni. È un peccato davvero questa prestazione di Pavoletti, che non sta brillando in questa prima parte di gara, questo inizio di seconda parte. Vedremo se il suo cambio può essere la soluzione per sbloccare la gara. Abbiamo visto De Zogus molto interessante sulla fascia. A proposito di fasce, però, l'anno scorso secondo me uno dei problemi del Cagliari è stato molto spesso giocare con giocatori che non avevano il piede per crossare, soprattutto i terzini, soprattutto giocando a 5 tra l'altro. Questa scelta di Zappa, anche oggi, anche lui messo terzino sinistro, quindi che non può crossare col suo piede, deve fermarsi e andare con l'altro, non è un po' una scelta scellerata, se così possiamo dire, visto anche i risultati portati l'anno scorso da questa tecnica? È una scelta, a parer mio, sì, a parer mio potrebbe essere anche scellerata. Non sono nella testa dell'allenatore che vede l'allenamento e il ragazzo ogni allenamento, però se tu pensi che davanti ai Pavoletti e se Luvumbo e De Zogus non trovano spazio, l'aiuto dei terzini è fondamentale. Il terzino deve mettere la palla in mezzo. Ormai lo vediamo in tutte le partite che i terzini arrivano a mettere palle gol, quindi non capisco, come dici bene tu, non capisco questa scelta. Assolutamente, diciamo, dubbia questa scelta. Intanto Obert aveva fatto un passaggio dell'orrore, lo definirei, perché quel passaggio anche nei piccoli amici c'era l'allenatore che ti dice di andare, guarda, mi dispiace, non puoi, non ci sta, giochi a centrocampo tu, in difesa non puoi fare questi passaggi. Povero Obert, ma era veramente brutto, dettato dall'esperienza forse. Assolutamente. Intanto vediamo però che la posizione di Viola si trova un pochino più avanzata, però ripeto è un po' troppo lento nelle scelte, tant'è che riesce a perdere palla anche quando potrebbe giocarla in modo semplice. Qua Obert, signori, ne ha fatto un altro di azione dell'orrore, si gira sul pallone che gli arriva, cerca di servire il compagno, non ci arriva, palla presa dall'avversario, mani in testa per Liverani, davvero brutte queste due. Sì, deve tornare in partita Obert, deve capire che è in campo e che non può permettersi questi errori, perché ha davvero fatto due sbagli da matita blu, come direbbe qualcuno, come direbbero i tecnici del passato forse. Sai cosa? Che sicuramente a volte quando riparti in un campionato minore hai la presunzione che tutto sia magari un pochino più facile e quindi ti ritrovi a pensare sbagliando che hai più tempo per la giocata e che gli altri siano meno competenti rispetto ad altre situazioni. E invece non è così, perché la Serie B è agonismo puro, dove in questo caso il Como sta dando, non ti dico una lezione, ma sta facendo capire cosa vuol dire giocare in Serie B, diciamo così. Esatto. Intanto nell'ultimo minuto Makumbu ha fatto un po' croce e delizia della squadra, perché prima si è esibito in un sombrero tra due giocatori e poi il lancio dall'altra parte bellissimo, poi ha esagerato con il tacchetto e stava consegnando la palla agli attaccanti del Como che per poco non sono andati al tiro. E intanto ci prova Luvumbo che davvero io lo spero tanto, perché è un ragazzo, prima di tutto è simpatica, e anche che i tifosi del Cagliari hanno preso simpatia alla sua diciamo tifoseria angolana, visto che lo seguono in tutto per tutto in qualsiasi situazione, e vedremo se davvero potrà far contenti i suoi tifosi, i suoi supporter, che dal primo giorno a Cagliari chiedono a gran voce la sua titolarità. Luvumbo ci sta provando in tutti i modi, sta attaccando, prova a saltare l'uomo, si accentra bene, non trova molto spesso non trova l'appoggio. È un problema perché un ragazzo del genere deve essere aiutato e deve essere appunto indirizzato. Intanto cambio per Gattuso e per il Como, esce l'ammonito Baselli e entra Arrigoni quando siamo arrivati al 53esimo minuto, quindi la prima mossa tattica della partita è da parte della squadra di casa. Vedremo come risponderà Liverani dalla tribuna. Ricordiamo che Liverani è squalificato per la prima e quindi non può seguire il match dalla panchina, appunto.
Cagliari che cerca di uscire, ancora Como che comunque è pericoloso, e ogni volta che manda palla avanti, anche in modo un po' distratto, bislacco, riesce a creare quel principio di azione. Riesce sempre a creare, perché Cerri è bravo a farsi marcare, quindi gli altri, se non fai attenzione, gli altri giocatori riescono a passare in modo semplice, e Cerri è bravo in questa partita perché riesce quasi sempre a creare qualcosa. E quindi è per quasi un allievo che sta superando il maestro, visto che Cerri era il secondo di Pavoletti. Sembra di sì, se facciamo una comparazione tra i due giocatori, la sta vincendo Cerri, ma alla grande. Assolutamente sì. Intanto è cambiato il risultato per quanto riguarda la Serie A, ha pareggiato il Lecce contro l'Inter, il gol di Cessai su assist di Federico Di Francesco, e quindi 1-1 per quanto riguarda il Lecce. E primi cambi per il Cagliari, escono De Zogus e De Iola ed entrano Nandez e La Padula, quindi fuori due sardi e dentro due sudamericani, se così possiamo dire. Cosa ne pensi della partita prima di De Zogus e poi di De Iola, Claudio? Quella di De Zogus è stata una partita magari anche dettata dalla giovane età, dall'emozione, però da sottolineare la sua intraprendenza nel tentare di superare l'uomo, nel tentare di creare azioni propositive. La partita di De Iola era fino adesso una buona partita, la sua solita partita di sostanza, di giocate a supporto e a sostegno del compagno. Vediamo cosa farà adesso con l'ingresso di Nandez. Un po' più sbilanciato questo Como questo Cagliari, e forse Liverani ha notato che il Como con la sostituzione di Arrigoni e Baselli un po' si è andato a coprire, diciamo così, è un po' andato a mettere in sicurezza il centrocampo, visto che Baselli è un ragazzo che è venuto da un lungo infortunio, abbiamo visto l'anno scorso che non ha tanti minuti nelle gambe, quindi vedremo un po' se questa è stata la contromossa vincente da parte di Liverani. Vediamo, intanto il Como continua ad attaccare bene, il Cagliari continua a soffrire. Speriamo davvero che questo canovaccio venga un po' bloccato nel corso della partita e che si possa guardare un match diverso con un Cagliari più intraprendente. Magari la Padula può essere di nuovo protagonista, anche se in Coppa Italia ha segnato solo di rigore, e oggi può essere quella marcia in più. Sicuramente la Padula, con l'ingresso della Padula adesso dai meno punti di riferimento, perché Pavoletti farà lo stesso lavoro che fa il Como, che fa Cerri per il Como, e la Padula fa lo stesso che fa Mancuso, quindi dando meno punti di riferimento puoi essere meno prevedibile. Intanto vediamo che Cerri continua a fare quello che vuole. Ma Cerri sta giocando veramente bene in questo match. Intanto diamo degli aggiornamenti sempre per quanto riguarda la Serie B. La ribaltata il Cittadella 2-1 sul Pisa dopo il rigore sbagliato da Baldini al 53esimo. Lo stesso Baldini è riuscito a trovare la doppietta con un calcio di rigore. Dovremmo andare a controllare, magari è stato ribattuto o sarà un altro rigore. Ma torniamo al match. La Padula che si è già reso protagonista di due inserimenti, un colpo di testa interessante che può essere anche un'altra sponda, diciamo così, può sostituire Pavo in queste dinamiche in cui non sta eccellendo in questa partita. Assolutamente, in determinate situazioni la Padula con le sue caratteristiche può benissimo farlo. Certo, un giocatore completo, un giocatore di livello, un giocatore che la Serie B l'ha mangiata, ricordiamo il suo record storico che poi l'aveva portato al Milan, quindi sicuramente può dare esperienza a questa squadra e può dare anche quella capacità e quella grinta che serve in molte situazioni, soprattutto, ripetiamo, in partite del genere. Noi lasciamo spazio ai nostri sponsor, ma torniamo tra pochissimo. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Caro, mi prendi un sacchetto di patate? Ci penso io, tanto sono tutte uguali. No, prendi noi, siamo della cooperativa Produttori Arborea. Ma chi parla? Noi, le patate novelle tutto l'anno. Tutto l'anno? Sì, perché grazie a 2 cicli di produzione nei 12 mesi e al limitato periodo di conservazione, senza l'utilizzo di antigermoglianti, garantiamo patate locali e novelle tutto l'anno. Mi avete convinto, prendo voi. Ma con chi stai parlando? Con le patate arborea. Gino Rammacannuda. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Sono i dettagli che ci rendono unici.
Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais spumante brut metodo classico e Cala Silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. cantinadisantadi.it. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Cifadda è il bomber del fai da te. Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Siamo tornati in studio di nuovo insieme per seguire Como Cagliari, il risultato che ricordiamo è ancora sull'1-0, ma diamo subito la linea a Vittorio per la cronaca diretta. 16 minuto al secondo tempo, non cambia niente, anzi mamma mia che Cagliari stiamo vedendo, un Cagliari che non riesce a dettarsi, speriamo negli attaccanti, Luvumbo che si sta svegliando col passare dei secondi, mentre De Zogos l'abbiamo mandato a dormire insieme a De Iola. Dobbiamo dire che cambi quella volta che sono dei cambi gerarchici, perché c'è Viola che ha praticamente navigato a vuoto per l'intera partita e poi è stato invece tenuto in campo. Ancora una volta dobbiamo dire che Trapela che si sta tentando di salvare il mercato, un mercato che, stando così le cose, è un mercato a questo momento decisamente deficitario per come stiamo vedendo le cose in campo. Attenzione, perché la difesa sta soffrendo particolarmente. Pensate che Cerri sembra Ibrahimovic. 17° minuto, col pallone che viene allontanato, il colpo di testa da parte di Palumbo, il tocco di Makombu, uno dei pochi che ha dato lucidità alla squadra, ancora lui ad avere il pallone, lo dà all'indietro per Obert controlla, dà ancora Makombu. Dobbiamo dire che il gol l'ha sfilato più il Como che il Cagliari, anche poco fa con Cerri che è stato smorzato al momento del tiro, un colpo di testa in ribattuta su la Padula e poi ancora Makombu che va a proteggere il pallone, la rimessa con le mani all'indietro alla ricerca ancora di Obert che si libera per l'inserimento, porta palla a Obert, affida largo a sinistra dove c'è il controllo, il pallone è portato avanti, servito con il destro, poi cross tentato da Nandez, pallone ribattuto, eccolo ancora Nandez che dà all'indietro il pallone per poter dialogare con Obert, ancora Nandez, il cross da sinistra, la parata, pallone che sfugge e poi il pallone allontanato dalla retroguardia del Como, è andato Pavoletti a disturbare il portiere Ghidotti, ma non è riuscito il Cagliari a recuperare il pallone. Riparte invece Parigini nel settore destro con Makombu che corre da tutte le parti a turare la palla. L'ultimo tocco stavolta è di Zappa, la rimessa con le mani è per il Como. 63° minuto, cioè 18° del secondo tempo, con la rimessa con le mani di Iovine, palla sul lungolinea a cercare ancora una volta Mancuso, l'autore del gol, il controllo di Mancuso che tenta di voltarsi, ancora Mancuso nel duello con Obert, alla fine fa passare il pallone, lo recupera Viola, lo posiziona sul sinistro, lo appoggia a largo a sinistra, attaccato il giocatore del Cagliari che perde il pallone, attenzione, ancora il cross da parte del Como, il colpo di testa tentato da Cerri con il pallone neutralizzato da Radunovic che è andato a prenderlo dopo il contrasto nel settore di destra con Di Pardo, ancora Pavoletti che spizzica la Padula che non ci arriva, in vantaggio di lui il difensore del Como che riesce a spazzare in fallo laterale. Vediamo questa azione in attacco del Cagliari prima di darvi nuovamente la linea, settore di sinistra. Il Cagliari gioca male, non pensate a delle trame di chissà quale livello. Attenzione ancora al pallone portato avanti, il tocco verso il centro prolungato a Pavoletti e poi allontanato alla retroguardia del Como che tenta di ripartire. Makumbu ancora che spinge il Cagliari in avanti col baricentro del gioco molto alto adesso, palla sul destro per il cross, il colpo di testa a liberare e ancora una volta Como che si
si salva e tenta di partire in controffensiva. Attenzione, una palla in verticale per Palumbo, un'autostrada davanti a lui, la palla per Cerri che punta l'avversario, cambia il gioco dall'altra parte, sono 4 contro 2, il controllo, il cross all'interno, il colpo di testa a liberare da parte di Pardo, che ha sventato la minaccia, ma Cagliari che rischia di andare sotto ancora. 20° minuto, lì nello studio. Mamma mia, ho appena tirato l'ennesimo sospiro di sollievo, perché è davvero difficile questa partita. Il Como la sta interpretando bene, anche se adesso si sta difendendo a tutto spiano. Claudio mi faceva notare una cosa: attacco, centrocampo e difesa in 20 metri. Mamma mia, cioè proprio attacco ripartire, mamma mia, quanti rischi ci stiamo prendendo. Una difesa davvero ballerina, e ho visto anche in qualche occasione giocatori che aspettano la palla, ma non si può in Serie B. Giocatori che aspettano la palla, a parte Makumbu che è sempre in corsa, sempre propositivo. Del resto non vedo questa, vedo tanta voglia, perché questa va riconosciuta, tanta voglia di fare da parte del Cagliari, ma non vedo prendersi la responsabilità, quella responsabilità che De Zobus, anche magari sbagliando, si stava prendendo, provando a saltare l'uomo. Vedremo un po' se la Padula, entrata al posto dell'esterno sardo, può dare anche questo incipit, questo power up, se così vogliamo chiamarlo, alla videogame al Cagliari. E intanto il Como attacca in maniera continuativa con Cerri, che sta facendo una partita devastante. Cerri ha detto bene Vittorio, pare Ibrahimovic, incredibile. Non so se glielo stanno facendo fare o se è lui che è così. Lui è un giocatore, a questo punto un top player per la Serie B, Andrea. No, assolutamente incredibile la sua prestazione. Vedremo se continuerà così o sarà solo un fuoco di paglia delle prime giornate. Intanto il Cittadella dilaga contro il Pisa che tra l'altro vuole anche candidarsi a essere il nuovo Cagliari B, visto che anche loro stanno prendendo un sacco di gente da noi. Al 3-1 è arrivato al 61esimo grazie all'autogol di Hermansson, mentre al 65esimo l'ennesimo rigore, quello di Asensio, che non è quello del Real Madrid, ha portato il punteggio sul 4-1 parziale. Quindi Cittadella che dilaga in casa contro il Pisa e si appresta a essere una delle protagoniste di questa prima giornata. Intanto c'è un fallo a centrocampo, si è fatto male la Padula che picchia il terreno. Vedremo un po' se è qualcosa di grave, speriamo assolutamente di no, perché ci mancano solo gli infortuni oltre questa prestazione abbastanza deludente. Vediamo come continuerà questo match. Quali possono essere le soluzioni secondo te, Claudio, per sbloccare questa partita? Cosa è il punto chiave che può dare quella anche facilità di gioco al Cagliari? Guarda, facilità di gioco la vedo difficile, perché io sto vedendo una situazione, vedo un gruppo di giocatori. Il Como è una squadra, è un blocco unico che si difende, attacca insieme. Il Cagliari vede un gruppo di giocatori che prova a fare qualcosa, ma per sbloccare una partita serve assolutamente o un tiro da fuori o una giocata estemporanea di qualcuno o una palla da fermo. Sì, è un grande specialista delle palle da fermo, è entrato uno che le batte molto bene ed è Pereiro, terzo e ultimo cambio al 66esimo per il Cagliari, però uscire è Pavoletti, e di questo un po' ci chiediamo il motivo, anche perché Pavoletti invece dai calci piazzati è uno di quelli che può concludere e può essere uno dei giocatori fondamentali proprio in questo tipo d'azione, visto che fa del colpo di testa il suo marchio di fabbrica. È inspiegabile queste scelte, diciamo che oggi un po' ci hanno sorpreso queste contromisure prese dall'allenatore Liverani. Doppio cambio anche per il Como, che non termina perché sono 5 adesso i cambi, ma cosa sto dicendo, sono 5. Doppio cambio anche per il Como, escono Parigini e Blanco, due interpreti importanti della squadra lombarda, entrano Bertoncini e Cabasci. Vedremo un po' come giocherà il Como, che però continua a utilizzare il suo metodo, che però sta portando bene, sta portando i risultati sperati, perché anche se si sta difendendo per poi ripartire il più veloce possibile, alla fine il risultato gli dà ragione. Sì, perché hanno la capacità di coprire il campo. Quando buttano questa palla avanti ha comunque
sempre un senso questa palla che buttano avanti, perché poi vanno subito a prendere la seconda palla, la famosa seconda palla, che è fondamentale, soprattutto in questa categoria. Ripeto, ci sono pochi spazi, la partita è molto confusionaria. Io comunque confermo quello che hai detto prima, del gruppo dei giocatori contro il gruppo, e ti dirò, mi stanno anche un po' facendo arrabbiare alcune azioni che vedo, questi tocchi di classe inspiegabili, perché stiamo perdendo 1-0 fuori casa con il Como. Questi tacchetti sono le cose che mi mandano davvero in bestia quando vedo dei giocatori che comunque devono giocare per arrivare a un risultato e non per mettersi in mostra. Cioè, la giocata di classe la puoi fare, ma ci sono tempi e luoghi, come diceva il professor Rock in qualche gioco di Pokémon. Ci devi proprio immergere nella mentalità della Serie B, devi lasciar perdere magari qualche volta il tuo ego, giocare proprio per la squadra. A proposito di squadra, Cittadella Pisa, esattamente, sono completamente d'accordo con te, e abbiamo proprio la dimostrazione in questo esatto istante. Intanto cambia risultato in Serie A, il Torino si è portato sul 2-0 contro la neopromossa Monza, e il gol nel corso del primo tempo era stato di Miranchuk, che è stato acquistato dall'Atalanta su assist di Sanabria che poi si è messo in proprio al 66esimo, ha segnato il gol del momentaneo 2-0 che porta in vantaggio netto la squadra piemontese. Cagliari che continua a soffrire questi lanci lunghi, adesso ci prova Radunovic, ma si sbagliano anche i passaggi più semplici oggi. Sì, noi stiamo elogiando il Como. Vorrei far presente che il Como non sta giocando un calcio pulito. Esatto, cioè non è una grande squadra. Si sta difendendo e sta mandando questa palla in avanti. Lo fa con cattiveria, lo fa con un senso, però siamo noi che stiamo facendo un po' troppo poco. Secondo me è lo stesso problema dell'anno scorso. La squadra dei giocatori, in partita come quella col Venezia, un gruppo che lotta per un unico obiettivo comune, senza altre idee strane in testa, gioca una partita diversa, gioca una partita davvero al 4.000 per 4.000, se così possiamo dire. Cagliari continua il suo possesso palla in difesa, passaggi abbastanza scontati, niente di eccezionale. Adesso c'è un po' di spazio per attaccare. L'Uvumbo è quello più cercato quando si vuole provare a tessere delle trame diverse da quelle ordinarie. Ci ha provato anche Makumbu da fuori, il suo tiro è sicuramente da dimenticare, ma non gliene facciamo una grande colpa, anche perché oggi forse è il migliore in campo. Sicuramente del Cagliari. Il migliore in campo è quello che sta cercando di fare la giocata magari anche rischiosa, ma con intelligenza. Adesso ha tirato da 30 metri e ci ha provato. Serve perché loro hanno due linee proprio, anche perché di 2 metri. Sono giocatori di caratura altissima, cioè, ricordiamo la Serie B comunque sono tra i pochi eletti che riescono ad arrivarci in Serie B, e quindi anche il più difensivo può avere un tiro incredibile che poi va a confezionare un gol o anche una respinta che può essere determinante. Esatto, ci devi provare in tutti i modi. Pereiro è entrato da 5 minuti e ancora non l'ho visto. Cosa ne pensi per ora? Un po' trasparente, lo chiamiamo così. Non mi sono accorto ancora di lui. Ti eri dimenticato. Ma perché non gli è arrivata una palla ancora giocabile, sinceramente. Lui è bravo comunque a farsi trovare. Se lui è in giornata è un giocatore che dovrebbe giocare in Serie A. Certo. Quindi lui si fa trovare col tempo giusto e nel posto giusto. Però se non gli arriva la palla la vedo dura. Assolutamente. Intanto ogni tanto inquadrano Fabregas. È il VIP più VIP che c'è oggi allo stadio. Non c'è nessuno della sua caratura. Fabregas che campione. Di cosa parliamo? Non c'è altro da dire. È un acquisto incredibile. Diciamo che quasi noi l'avevamo fatto un po' con Dario Serna, che aveva vinto molto meno, ma comunque un giocatore di caratura mondiale. E questi sono i giocatori che poi ti possono anche dare motivazione alla squadra, possono anche creare quell'entusiasmo in un gruppo che ti porta a far bene, anche perché sono dei leader massimi, cioè non sono giocatori a cui puoi davvero controbattere. No, sono quei giocatori come ad esempio Ibrahimovic per il Milan, che all'interno di uno spogliatoio fanno la differenza, e sono dei giocatori fondamentali, giocatori che dovremmo avere noi se vogliamo giocare per il vertice. Tu hai giocato con grandi giocatori a Cagliari, qual è la sensazione che si ha nel affrontare uno spogliatoio con dei protagonisti? Poi vabbè, tu eri anche
nel periodo in cui c'erano i più carismatici passati in Sardegna, forse i 4 magici, e quindi ce lo potrei dire sicuramente. Qual è la sensazione che si prova essendo uno nuovo in uno spogliatoio in cui compare un pluricampione del mondo? Anzi, Guarda, ti dico, è una sensazione di sicurezza, una sensazione che tu hai una corazza davanti perché hai dei leader, dei punti di riferimento che mettono la faccia, mettono la loro esperienza, la loro bravura, al di là del fattore tecnico, proprio le persone. Tu ti senti protetto e fai quello che devi fare senza nessun tipo di problema e senza anche fare quello che non dovresti fare. E invece adesso ti metto in difficoltà, perché invece Godin, che comunque è un giocatore dalla caratura molto importante, l'anno scorso è stato a Cagliari, non è riuscito a sortire lo stesso effetto e la stessa reazione di cui ci parli? A volte può capitare che certi comportamenti e certi atteggiamenti vengano interpretati in maniera diversa, quindi è importante non solo avere dei leader, ma è importante anche starli ad ascoltare e capire quello che viene detto e i comportamenti che vengono dimostrati. Certo. Quindi a volte si prendono molte cose sul personale e si rischia di fare il contrario di quello che è giusto. Di quello che per cui magari eri stato anche acquistato, per cui eri così importante al centro del progetto e anche così dispendioso per le casse della società. Intanto diamo un atteggiamento, sì, vabbè, un aggiornamento dal calcio internazionale, perché il PSG è sul 3-1, ha accorciato le distanze il Montpellier. Chi è stato coraggioso tanto da giocare il gol starà esultando sul suo divano. Io non l'ho fatto perché l'ho già perso nel Coppa dell'Atalanta. Che vergogna. Niente, vi racconto un po' la mia vita anche durante la trasmissione. Un Cagliari Como che è fermo. Ne stiamo approfittando di questo momento di pausa appunto per scherzare un po' e per stemperare la tensione di una partita, diciamo, abbastanza frustrante, anche perché sono state poche le occasioni per il Cagliari. Penso che negli ultimi 10 minuti non ci sia stata praticamente niente. È uscito il protagonista del Como, è uscito Alberto Cerri, è entrato Cagnano, è uscito Iannou ed è entrato Gabrielloni nel Como, un altro attaccante, Gabrielloni, e vedremo un po' come si muoverà, se riuscirà a dare lo stesso apporto dato da Alberto Cerri in questa partita. Intanto si arrabbia l'arbitro, forse ha annullato il cambio, non si è capito, un po' di confusione oggi in campo, oltre a già una partita non proprio eccellente da parte del Cagliari. Se ci si mettono anche queste situazioni non è proprio il massimo, anche perché poi si spezza il ritmo della partita. Può essere un fattore questo? Può essere un fattore se stai attaccando ti spezza il gioco, ti rovina un po', ti rovina un po' le trame di gioco che stavi adottando. Quindi a volte molti allenatori le fanno apposta anche queste cose, soprattutto in Serie B c'è molta astuzia, molta di questa roba che vedremo nell'arco di tutto il campionato. Qua si è perso quasi un minuto, quindi pensiamo che il recupero sarà perderemo un altro abbastanza corposo, sì, perché poi il cambio non è ancora stato fatto, verrà fatto tra pochissimo e vediamo un po'. Adesso si ferma il gioco e finalmente si può effettuare il cambio. Manganiello, che in questo caso ha sbagliato, come valuti la sua direzione di gara finora? Manganiello. Sì, è vero, lo vedo bello scontroso. Sì, è un po' scontroso. Non si fa mettere i piedi in testa, ma proprio è irascibile, lo possiamo definire così. Un po' irascibile Manganiello. Speriamo che ci conceda invece qualcosa al posto di tutta questa rabbia, che accolga meglio la partita. Perché dovremmo anche ci preoccupiamo, noi dovremmo riuscire a cercarci qualche calcio piazzato dal limite. Dovremmo proprio riuscire ad arrivare lì e in qualsiasi modo farci fare un fallo. Non cosa c'è che non l'abbiamo neanche provato. Non abbiamo ancora provato a fare questo. Intanto il fraseggio del Cagliari è ancora elementare, se così possiamo definirlo. Passaggi in difesa con il Como che giustamente pressa, ragazzi. Nonostante stiano perdendo, è giusto così. Abbiamo detto appunto i cambi, un Como che se la vuole giocare. Ormai questo 1-0 maturato è importante per loro. Vedremo se il Cagliari riuscirà a mettere in difficoltà. Ci prova dall'out sinistro, ma c'è l'ennesimo fuorigioco e stavolta è stato pescato in offside Nathan Nandez. E noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo insieme. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com.
Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e terre brune, Carignano Superiore DOC. Il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantinadisantadi.it. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Caro, mi prendi un sacchetto di patate? Ci penso io, tanto sono tutte uguali. No, prendi noi, siamo della cooperativa Produttori Arborea. Ma chi parla? Noi, le patate novelle tutto l'anno. Tutto l'anno? Sì, perché grazie a 2 cicli di produzione nei 12 mesi e al limitato periodo di conservazione, senza l'utilizzo di antigermoglianti, garantiamo patate locali e novelle tutto l'anno. Mi avete convinto, prendo voi. Ma con chi stai parlando? Con le patate arborea. Gino Rammacannuda. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Eccoci di nuovo insieme, linea subito Vittorio Sanna. 36esimo minuto del secondo tempo, un Cagliari catastrofico, inguardabile, veramente, che non riesce a riservare niente di costruttivo e che secondo me con i cambi sta facendo anche peggio di quello che doveva fare. A sta rattonera è il nuovo modulo che ha messo dentro Liverani con unico obiettivo tenere in campo Viola, che adesso fa l'interno di destra addirittura, pure di stare in campo con, pensate, Gaston Pereiro trequartista con la Padula di punta, Nandes a sinistra, insomma si capisce ben poco e poi ci sarà da rimettere un po' di ordine in tutta la confusione che in questo momento c'è in campo e purtroppo una confusione che è dettata da ancora una volta le strategie di mercato fallimentari, mi sento di dire finora, della squadra cagliaritana. A parte Macumbu io non ho visto, e la Padula che va vista in un contesto diverso, io non ho visto niente di produttivo. Goldaniga capitano, credo che sia anche questo un record storico. Goldaniga è alla 12ª presenza in campionato in assoluto, capitano della squadra. Pallone portato avanti dalla squadra rossoblu, a destra il passaggio per Di Pardo, direte il capitano conta poco in questo momento rispetto alla partita, però è per dirvi di quanti commessi viaggiatori ci sono all'interno del Cagliari da un paio d'anni a questa parte. La presa facile da parte di Ghidotti che cattura il pallone, siamo all'82esimo, mancano 8 minuti perché sta finendo l'82esimo più recupero e non si vede niente di buono per il Cagliari. Speriamo che possa nascere il calcio piazzato di cui parlava Claudio, perché non il calcio era una via di mezzo, come la strada in conferenza di stampa, un calcio di pallone bastava mettere dentro e anche stavolta secondo me dobbiamo andare a cercare veramente una giocata individuale, il cross di Lappadula col pallone allontanato in fallo laterale, vediamo se questa è l'occasione giusta. 37 minuti e mezzo, c'è un giocatore a terra dentro l'area di rigore del Como che chiaramente le sta studiando tutte pure di portare fino alla fine questo punteggio. È un giocatore che è rimasto contuso nello scontro precedente dentro l'area sul tentativo di cross, è andato a
ad accasciarsi senza che nessuno l'abbia toccato. Per la precisione si tratta di Bertoncini, che peraltro è entrato nel secondo tempo, forse è un problema muscolare per lui, si perde un po' di tempo e si va a ricomporre tutto. Bertoncini parla con Manganiello, viene invitato forse ad abbandonare il campo, eccolo appena entrato, mentre nel Cagliari entra finalmente Marco Rog e forse siamo riusciti a sostituire Nicola Siola. Esce Nicola Siola, partita da vero e proprio fantasma, e con il giocatore che abbandona il campo adesso non ce l'abbiamo più neanche per i calci punizione. Per fortuna c'è Gaston Pereiro che potrebbe in qualche modo sostituirlo. Rog in campo, malgrado non si sia allenato tanto, ma certamente è giocatore di valore. Vediamo se riusciamo a creare qualcosa in questo finale. Minuto che è andato via nel frattempo senza cronaca, è pronto per la rimessa con le mani Zappa nel settore di sinistra, sta per servire all'interno dell'area, scambio con Zappa che ha finalmente la palla sul destro, il cross col sinistro è guardabile, il colpo di testa in ribattuta, ancora un colpo di testa, pallone che viene allontanato direttamente in fallo laterale per la rimessa in gioco ancora dei padroni di casa. Scocca il 39esimo minuto con Bertoncini che ora sembra voler rientrare in campo dopo aver accusato il problema muscolare. Vedremo se verrà sostituito o meno. L'arbitro fischia ancora per indurre i giocatori del Como a rimettere in gioco velocemente, la rimessa con le mani sul lungolini, la palla che passa. Cerri nel frattempo, ve lo dico, è rimasto in campo, non è stato sostituito, si è preferito far uscire Palumbo. Nel frattempo il Cagliari che attacca ancora a sinistra, il passaggio, pallone stoppato da Zappa, dato all'indietro con passaggio in verticale, lo scambio con Pereiro, ancora la palla portata dal Cagliari in zona centrale, l'appoggio per Macumbu, a destra scatta Di Pardo, la palla è per Luvumbo che va al dribbling, tenta di entrare in area, crozza verso il secondo palo, la palla esce direttamente fuori. Nulla da fare, siamo al 40esimo minuto, un Cagliari inguardabile, sta perdendo 1-0 su quel di Como, e se il Cagliari non cambia, altro che sogni di Serie A. Questa squadra non so veramente come possa ambire alla Serie A, soprattutto se poi partono anche quei pochi giocatori che sono entrati quest'oggi e che sono sempre con la valigia pronta. Vediamo un po' come si concluderà questo match. Torneremo da Vittorio Sanna per gli aggiornamenti, anzi per la cronaca nel minuti di recupero. Vedremo se Marco Rog riuscirà a dare quest'estero, anche se solo 7 minuti diciamo che non sono proprio un minutaggio utile a capire se un giocatore possa anzi a dare la possibilità al giocatore di cambiare la partita. Sì, penso che uno come lui possa cambiare l'esordio di una partita. Speriamo bene in questi ultimi giri di lancetta che ci separano dalla fine del match. Intanto aggiorniamo per quanto riguarda le partite della serie cadetta che stanno giocando in questo momento. Ha raddoppiato il Palermo al 68esimo, il gol di Elia su assist di Brunori, che era stato anche l'autore del primo gol. Poche idee in questa partita, direi poche idee, sconclusionate. Poche idee. Pereiro ha toccato il pallone? Pereiro non sa che non è pervenuto Pereiro. Adesso c'è un altro cross dal fondo, che sono cross che continuiamo a dire, se in quella fascia non ci metti uno col piede di quella fascia, i cross devono essere per forza così. È uno spiovente dall'esterno a 25 metri verso l'area, è difficile metterla dentro, ragazzi. Non so quanti cross abbiamo messo dentro oggi, forse 3-4. Pochi, non veramente so quante pochi. sovrapposizioni abbiamo fatto oggi, quanti inserimenti degli interni abbiamo fatto oggi, ma che io mi ricordo pochi o niente. Ci si sbatte per un muro, e non abbiamo avuto l'intelligenza di prenderci calci piazzati, non abbiamo avuto l'intelligenza di prenderci tiri dal limite. Assolutamente un voto negativo per quanto visto finora per questa prima uscita del Cagliari in questo campionato cadetto di Serie B. Vedremo se le logiche di mercato continueranno a dettare i tempi e i ruoli in questa squadra, o se finalmente si andrà a vedere l'insieme e non quanto investito e non quanto si vuole fare poi in un secondo momento. Un Cagliari che adesso trova un calcio d'angolo che potrebbe essere una speranza visto a quei calci pazzati di cui tanto parliamo, ma in realtà poi i saltatori c'è la Padula, i centrali non li abbiamo, quelli alti, uno scambio che porta Pereiro, ma la palla è ribattuta dalla difesa del Como che fa
per l'ennesima volta buona guardia, Como che ha fatto il suo compito, non è che ha fatto qualche eccellenza così incredibile per dire vabbè se la sono meritata. Diciamo che è un Cagliari che non è esistito. Qua Nandez aveva l'occasione di servire un compagno da solo, cioè tutta la squadra del Como in aria praticamente, e il Cagliari che conquista un altro calcio d'angolo. Vedremo questi minuti come andranno. Azione di Nandez, il passaggio per il numero 3 che se non sbaglio è Goldaniga, se non ricordo male, palla messa in calcio d'angolo. Ormai ci sono pochi commenti da fare su questo match, l'abbiamo analizzato bene, vediamo un po' più che altro come finirà questa prima gara per il campionato di Serie B 2022-2023. Ancora Cagliari che si propone avanti, il Como ha smesso di anche solo tentare di far male, Pereiro si avanza con la palla, cerca il cross, esagera e poi la deviazione di un compagno in aria termina abbondantemente al lato. Cos'altro c'è da dire di questo match, Claudio? Poco, niente, più che altro un altro appunto che anche adesso su una palla dove abbiamo conquistato l'angolo avevamo due giocatori del Cagliari liberi nel secondo palo e la palla è stata messa male sul primo palo. Sì, ma anche il cercare sempre l'esterno, queste cose che facciamo in maniera automatica anche quando magari non serve, non c'è lo spazio, perdiamo quel tempo di gioco. Io l'anno scorso ho notato molto questo, si ha un po' paura di mettere dentro il pallone, cioè si cerca sempre di farlo nel modo migliore possibile, passaggio all'esterno, nota al ripasso, ma il pallone, le gare poi si vincono anche con le casualità, con gli eventi. Andiamo a vedere la Salernitana l'anno scorso, come si è salvata la Salernitana? Facendo i mischioni in aria, palla dentro in aria, mischione, qualcosa succede, tiro respinto e poi qualcuno può capitare che ci sia. Sì, in Serie A, figurati in Serie B come devi fare. Esatto, soprattutto quando poi è una formazione che non funziona, cioè appunto quando la tattica viene meno, è giusto provare così, devi andarci con la grinta, devi andarci con la cattiveria. Intanto ammonizione per Bovo, probabilmente il secondo del Cagliari, adesso oggi in panchina vista la squalifica di Liverani, vedremo se conterà. Cagliari che è quasi pronto a entrare nel recupero e noi siamo praticamente pronti a sentire la cronaca finale di Vittorio Sanna. Inizia adesso il tempo di recupero, sono ben 6 minuti. Poco fa un'incursione di Nandez che sta cercando di trovare il colpo di testa vincente, e anche una bella azione di Pereiro che è andato al cross dove Nandez poi ha tentato il colpire di testa. Insomma, come giustamente avete notato, in un forcing finale dove arrivano i palloni dove ci deve essere un colpitore di testa, il colpitore di testa non c'è più. Makumbu protegge il pallone, viene attaccato nella circostanza da parte di Bellemo, il calcio di punizione è già battuto con Rogue che prolunga a sinistra, Obert che porta avanti il pallone, avanza ancora, serve Luvumbo che è passato dall'altra parte a sinistra, tenta l'accelerazione, ancora Luvumbo nel duello con l'avversario, tiene ancora il possesso della palla, Luvumbo che non passa, tiene però ancora il pallone, accelera ancora, va il cross, il colpo di testa ribattuto, il pallone quindi fuori area, insiste il Cagliari con l'affondo finale, Makumbu ancora lui a comandare, la palla per Pereiro che punta verso l'aria, serie di finte, ancora Pereiro, allarga sulla destra dove c'è il controllo di Nandez che sposta, ancora per Pereiro che non riesce a calciare il pallone, viene allontanato, recuperato da Goldaniga, insiste il Cagliari, 1 minuto e 10 già andato via, la palla portata avanti ancora dai rossoblù, il tocco largo sulla sinistra dove può affondare ancora la squadra cagliaritana, attenzione Obert, la palla sul sinistro, il passaggio dentro, pallone intercettato. Sapete perché Obert non è riuscito, anzi non si tratta di Zappa, non è riuscito a concludere perché aveva il pallone sul sinistro e lui era un destro. Ancora una volta questo è il problema, no, era Obert precedentemente che ha sbagliato e poi Zappa che non è riuscito a intervenire. Un discorso invertito, era Obert che non riusciva con il destro a trovare la conclusione, ha cercato poi il passaggio perché non aveva lo spazio per tirare. Nel frattempo ancora le strattonate di Cerri finalmente viste dal direttore di gara, è tutta la partita che Cerri fa così, va poi a minacciare il direttore di gara, il mostro della Laguna si arrabbia contro Manganiello che lo sorride per evitare di litigare col mostro. 93esimo minuto con il Cagliari che è ancora a disposizione per tentare di pareggiare una partita bruttissima. Pereiro! Gaston Pereiro, sinistro fulminante, un pallone nei 25 metri, ha calciato col sinistro e inquadrato lo specchio della porta.
Gaston Pereiro, il gran gol di Pereiro che ha messo a segno il gol dell'1-1. Ci voleva una grande giocata e l'ha messa a segno Gaston Pereiro, mentre Cerri va a litigare, Pavoletti lo divide da gol da Liga. Il gol di Gaston Pereiro col Cagliari che ha pareggiato al 93esimo minuto, un tiro da fuori da parte di Pereiro che non ha avuto paura a calciare il pallone e lo ha infilato nel 7 dalla lunga distanza, controllo e tiro, gran gol di Gaston Pereiro che ha messo a segno il gol dell'1-1. Rog lo ha visto e Pereiro controllo con l'esterno e tiro, palla nel 7 che è andata a infilarsi per il gol dell'1-1. 48 minuti e 19, la grande giocata di Gaston Pereiro cancella per ora la pessima partita dell'intero Cagliari. Gran gol di Pereiro, un vero e proprio gioiello. E adesso si va a concludere con gli ultimi minuti. Il Como chiaramente ci è rimasto male per questo gol di Pereiro che è arrivato all'improvviso, ha sorpreso tutti, ha sorpreso anche il Como con Pereiro che non ci ha pensato due volte, ha controllato e calciato verso l'angolo alto alla sua destra e adesso si deve ripetere con lo stesso Pereiro irriconoscibile. È lui che indica all'arbitro l'orologio per riprendere a giocare. Il pallone è giocato all'indietro, il rilancio avanti nella metà campo del Cagliari dove c'è il colpo di testa, Cerri che lotta, la palla è recuperata da Goldaniga, ancora scricchiolio tra i due, la palla portata avanti da Zappa, data in profondità, attenzione, si accende ancora Pereiro, cambia gioco cercando la Padula, il pallone è troppo arretrato, la Padula non può intercettarlo, anzi il passaggio in questo caso era di Nandez e siamo vicinissimi al quinto minuto di recupero. Ricordo che sono 6 quelli che si devono giocare, la rimessa con le mani nel frattempo in favore della squadra del Como nel settore di sinistra. Il Cagliari ha cancellato la pessima partita col gol di Pereiro, ma non dobbiamo dimenticare tutte le storture che ci sono state. La rimessa con le mani, il colpo di testa, Cerri che ancora una volta butta a terra tutti, gioca proprio come se fosse il gigante contro i bambini perché sfrutta la sua forza fisica, cosa che come abbiamo detto non poteva certo fare in Serie A, lo fa in Serie B, dobbiamo dire anche un po' lasciato impunito dal direttore di gara. Ultimo minuto che è iniziato, Manganiello indica al giocatore numero 3, si tratta di Cagnano dove deve essere effettuata la rimessa con le mani. Cagnano se ne occupa sul lungolinea, il colpo di testa da parte di Di Pardo, poi quello di Pereiro, il pallone ancora avanti, ancora un colpo di testa nella zona di Nandi, Roghi che prolunga, Luvumbo che alza campanile, nella zona ancora di Pereiro che si piazza e gioca la palla all'indietro, ma la dà a un avversario che tenta di ripartire, c'è il fallo da parte di Rog e il calcio di punizione per il Como. 95 minuti 35 secondi, il Cagliari ha rimesso in equilibrio una partita che sembrava persa, ma soprattutto che sembrava bistrattata dal gioco dei rossoblù che non sono per niente piaciuti in questo match. Il calcio di punizione per il Como, 95-48, tutto pronto per la battuta. Ecco che il pallone viene calciato avanti dentro l'area con la presa da parte di Radunovic che arriva sulla palla, il fischio dell'arbitro che manda tutti a casa. Il Cagliari pareggia 1-1 contro il Como, ma tutte le brutture non vanno dimenticate. A voi. Eh sì, quindi pareggio del Cagliari grazie al gran gol di Pereiro dalla distanza che ha sorpreso il portiere avversario con un sinistro davvero bello, cioè, non ci sono mancate le esultanze qua nonostante la tristura della partita. Volevamo informarvi, sappiate che se passate la Corte del Sole potete anche vederla in diretta anche quando non ci sentite. Cosa ne pensi, Claudio, di appunto questa partita che si è andata a concludere? Abbiamo già parlato ampiamente, poi per fortuna è andata, non dico bene, ma benino. Diciamo che è andata anche bene, perché Pereiro ha tolto fuori una roba incredibile. Sì. Dopo è rientrato il tiro, la palla gli si è alzata. Davvero bello, d'esterno sinistro sotto il 7, un bellissimo gol, ma uomo tra le linee, spezzi le linee avversarie, hai il tempo di girarti e di calciare. Sì, e quindi gli incontri tra Como e Cagliari sono sempre al Cardiopalma, e anche stavolta come l'altra volta in Serie B
riusciamo a pareggiare 1-1 dopo una partita bruttissima. Io mi ricordo benissimo la partita col Como di Serie B di un paio di anni fa, perché ancora il divano di casa ha i segni di quell'esultanza al gol di João Pedro. Quindi Cagliari che porta in vantaggio, cioè porta a casa un pareggio 1-1, continua a non perdere nella sua prima in Serie B, BKT, che adesso si chiama in questo modo, e quindi è pronto a costruire per il futuro, è pronto a mettersi in mostra e a preparare questa stagione che speriamo vada molto meglio della prestazione di oggi. Noi ci prendiamo un attimo di pausa e poi commentiamo questa partita. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Caro, mi prendi un sacchetto di patate? Ci penso io, tanto sono tutte uguali. No, prendi noi, siamo della cooperativa Produttori Arborea. Ma chi parla? Noi, le patate novelle tutto l'anno. Tutto l'anno? Sì, perché grazie a 2 cicli di produzione nei 12 mesi e al limitato periodo di conservazione, senza l'utilizzo di antigermoglianti, garantiamo patate locali e novelle tutto l'anno. Mi avete convinto, prendo voi. Ma con chi stai parlando? Con le patate arborea. Gino Rammacannuda. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Cifadda è il bomber del fai da te. Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e terre brune, Carignano Superiore Doc. Il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte, dal 1960. Cantinadisantadi.it. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Salza il vento sulla terra, soffia pietta rosso e blu, di corazze di 4 mari, lo sguardo fiero e forza antica. Cagliari, la nostra patria, cagliarista in rombo e la mia squadra rango in più e lotterò. Castello canterà. E il nostro inno accompagna la fine di questo match, risultato finale di 1-1 tra Como e Cagliari, una partita decisamente negativa per i rossoblù, vero Vitto? Sì, intanto possiamo cominciare ad abbassare l'adrenalina, perché sennò poi ci fa male avere tanto ritmo, tanta attenzione. Possiamo cominciare a riflettere da persone mature e cercare di capire che cosa non ha funzionato nel Cagliari, perché soprattutto questo dobbiamo mettere in conto, che il Cagliari non ha funzionato. Non si può certo dire che sia stata una partita gagliarda, se non nella parte finale, quando i vecchi volti, e cioè Rog e Hernandez, hanno tentato di ridare una dimensione al Cagliari, di ridare
una dignità a questa squadra. Dobbiamo ammettere che sono stati loro con la Lover a rianimare il gioco rosso-blu, sommati a Luvumbo e a un redivivo Gaston Pereiro che è vero che non si è visto per lungo tempo, ma quando poi si è piazzato davanti a cercare di fare il gioco e quando è stato considerato dai compagni, perché poi c'è anche da dire questo, se si creano delle dinamiche molte volte il pallone non ti viene dato, diventa difficile potersi sentire protagonista. Quando invece è entrato Nandez e poi quando è entrato Rogue, sia Nandez che Rogue hanno cercato molto di più Gaston Pereiro, non lo hanno isolato e quindi è riuscito a diventare protagonista. Aggiungerei, quando è uscito Viola, Gaston Pereiro è stato considerato di più, perché poi l'altro equivoco che ci portiamo dietro è quello di Viola. Viola è stato acquistato per fare i Liverani davanti alla difesa, ma non è il Liverani che giocava davanti alla difesa a Perugia, ad esempio, non è il Liverani di quella dimensione. Cercare una sistemazione per lui, prima da interno sinistro, poi da interno destro, ha di fatto privato il centrocampo del Cagliari per tutta la partita di un centrocampista, perché questa purtroppo è la verità. Il ruolo che può fare Viola è probabilmente il trequartista in alternanza con Gaston Pereiro. Sono due giocatori che possono fare il medesimo ruolo, che hanno tutti e due un delizioso sinistro, che battono tutte e due le punizioni, che non possono stare tutti e due contemporaneamente in campo, e credo che questo sia uno dei dettagli che si possono raccogliere. E infine la difesa, abbiamo tanto da lavorare sugli esterni e mi chiedo, ma se questo problema te lo porti dal 2010 al 2011, dal 2011 al 2012, dal 2012 al 2013 e arrivi al 2022 con il problema degli esterni, com'è che non l'hai ancora risolto? Continui a portare ragazzini di altre squadre che non valgono e sei costretto a far giocare fuori piede, mi viene da dire, Zappa dall'altra parte, che già fatica a giocare dalla parte con il piede buono. Pensate quanta difficoltà per questo ragazzo, con Di Pardo, altro acquisto esterno, che è riuscito a spingere solamente quando il Como ha smesso di attaccare, perché l'unica fase che sanno fare i ragazzi che crescono nelle grandi squadre, Inter, Juventus e via dicendo, è la fase d'attacco da esterni. La fase di difesa non sanno assolutamente di che si tratta. Assolutamente d'accordo, i nomi si sprecano nel corso di questi anni di interpreti del ruolo di terzino che poi alla fine non hanno reso quanto si sperava, solo così pensano su due momento Tripaldelli, Bittante, Bellanova stesso l'anno scorso, anche se poi è stata una plusvalenza, ma anche Bellanova aveva la caratteristica che dici tu, Vittorio, ovvero un'ottima spinta offensiva ma una fase difensiva abbastanza calante. Anzi, Claudio? Voglio dire il suo parere. Claudio, su. Io vorrei soffermarmi un attimo su Gaston Pereiro, perché come dici tu, ci sono certi tipi di giocatori che hanno bisogno di sentire la fiducia, ma la fiducia non solo a parole, la fiducia nel senso che la prima giocata va fatta verso un tipo di giocatore, un giocatore come lui, cioè io sono un centrocampista, devo portare la palla il più velocemente possibile a quel tipo di giocatore, perché quel giocatore mi costruirà una palla gol, un'azione importante. Un giocatore come Gaston Pereiro ha bisogno di sentire questa fiducia e magari non essere messo in costante discussione, soprattutto dal suo tecnico, perché poi la cosa gravissima che è stata fatta dopo la gara di Coppa Italia col Perugia è che Gaston Pereiro è stato letteralmente messo alla porta. Cioè, se tu vuoi recuperare un calciatore lo devi far sentire importante, devi lavorare sulla fiducia, devi partire dalle cose buone che fa per poi lavorare sulle cose che fa male, perché altrimenti i giocatori non li recuperi. E credo che tra i compiti di un allenatore, tra i compiti di una società, ci sia quello di fare in modo di riuscire a ricavare dal proprio patrimonio di calciatori, di persone, il massimo rendimento. Assolutamente d'accordo. Un Gaston Pereiro che quindi si è rivelato come sempre quella mina vagante che può essere dormiente tutta la partita e poi esplodere. Lui può diventare un grande coprotagonista, datecelo in culo e vedrete cosa ne capiamo. Cosa? Datecelo in culo. Ah, ok, perfetto, avevo capito male per un attimo, infatti non capivo, ho detto ma Vito cosa ha bevuto un po' troppo durante questa partita, l'adrenalina è salita. Schweppes perché per essere tonici,
nostri storici e non essere mai appunto smorzati. Quindi un punto che comunque è importante, un punto arrivato nel recupero che può dare anche una scossa emotiva a questo Cagliari che si è trovato davvero, come diceva Claudio nel corso della partita, un gruppo di uomini più che un... Sì, però non dimentichiamo i difetti, certo, perché se no di volta in volta andiamo avanti con i calci da fermo di Viola, il gran colpo di Gaston Pereira e compagnia, e i difetti rimangono gli stessi. Io non credevo oggi che si potesse arrivare a vedere schierato degli esterni contropiede col piede sbagliato, o vedere gente che ha giocato interno senza che sia un interno, avendo in panchina Nandez, Rog, ma dico anche Corfalides, dico anche Lella, che sono tutti interni. Noi non possiamo costruire una squadra per salvare un'operazione di mercato, noi dobbiamo costruire una squadra perché la squadra giochi bene. Assolutamente d'accordo, ed è una cosa su cui davvero lavorare e su cui non dimenticarsi, perché poi alla fine anche l'anno scorso, le poche volte in cui riuscimmo a salvare la faccia, dicevamo vabbè dai, alla prossima ormai sarà stato il colpo del cambiamento, e poi non l'è mai stato. Sì, intanto vai Claudio. Io volevo dire una cosa sola. Io penso che se questa partita la prendiamo nel modo giusto, può essere un gran punto di partenza, perché non ci è andata così male dal punto di vista del risultato, ma abbiamo tanti spunti su cui lavorare, molti spunti che abbiamo detto anche noi prima. Quindi se presa nella maniera giusta, vista la partita, i dettagli e tutto il resto, questa potrebbe essere un gran bel punto di partenza. Sì, bisogna spegnere il mercato però, bisogna spegnere il mercato, Claudio, cioè se tu non smetti di venderti giocatori o di rinnovare il contratto sperando che possa servire a venderteli, di metterli sul mercato dicendo che non servono più alla causa, cioè dobbiamo chiudere il mercato. Io uso sempre una parabola che forse finisce per essere quasi blasfema, però secondo me c'è questo paganesimo nel calcio legato al mercato e ai mercanti che entrano nella sacralità del gioco del calcio. Ecco, bisogna spazzare via da dentro le chiese del calcio tutti quelli che sono i mercanti del calcio e che fanno i soldi sulla base di quella che è una disciplina, che è uno sport, che purtroppo molti hanno dimenticato. È uno sport, ed è uno sport che ha determinate regole. Assolutamente d'accordo, e ripartiamo da questi errori per migliorarli poi in futuro, anche perché il prossimo avversario del Cagliari, che scenderà in campo domenica 21 agosto alle 20:45, è il Cittadella che si è reso protagonista di una grande partita in casa, terminata con il risultato di 4-3, con il Pisa che ha rischiato di rimettere in piedi la gara nei minuti di recupero, ma Cittadella che addirittura ha sbagliato anche un rigore e che potrebbe essere un avversario temibile almeno tanto quanto il Como nella prossima giornata. Sì, assolutamente. Forse il Cittadella è una di quelle squadre che se l'è scampata l'anno scorso, perché poi ha avuto una partenza veramente notevole, ma ha faticato anche nel corso della stagione, ha avuto dei momenti di grande crisi. Però è anche una squadra che lavora sempre per sfornare dei giocatori, per fare gioco, per riuscire a creare calciatori dentro un cantiere dove si fa veramente pallone. E anche questo deve far riflettere. Ci sono delle squadre che hanno proprio questa peculiarità, quelle di avere un progetto tecnico che permette ai calciatori di diventare dei calciatori seri nel contesto di un'organizzazione di gioco, e la Cittadella secondo me ha questo grande merito. Assolutamente sì, torniamo al punto che diceva Claudio in cronaca durante la partita. La pensi così anche tu, Claudio, su Cittadella? La penso così, assolutamente sì, la penso così in Serie A, penso che il Sassuolo faccia un lavoro incredibile su questo punto di vista. Sì, Sassuolo che è una da piccola realtà, poi piano piano si è costruita i suoi punti fermi e li ha anche tenuti, perché se poi andiamo a vedere un Berardi che è stato scoperto dal vivaio poteva essere venduto dopo un anno al Milan che l'ha sempre amato, e invece fino a quest'anno, se non sbaglio sta andando via quest'anno, è sempre rimasto a Sassuolo, è stato messo al centro del progetto, gli è stata quell'importanza che un giocatore di quella caratura merita e magari vuole anche per rimanere al centro di un progetto, perché poi sono anche diverse le ambizioni. Magari è vero che ci sono giocatori che puntano solamente a giocare in una squadra blasonata, ma ci sono anche quelli che magari preferiscono stare in una squadra più piccola, ma riuscendo ad essere davvero il punto focale di tutto il gioco. Sì, è vero, è verissimo, e dobbiamo anche dire che ci sono situazioni
che noi a Cagliari dobbiamo valutare a fondo, ecco, anche i primi due cambi io non li ho digeriti tanto, se vogliamo. Ned Eiola stava meditando di essere sostituito tra i due interni e Ned Ezogus meditava tra gli attaccanti di uscire. Questo di dover alla fine se essere legato alla maglia, scusate se lo dico così rudemente, se essere legato alla maglia vuol dire sostituiamo quelli, tanto non si lamentano, e chiunque venga sostituito non ci devono essere storie. Io ho paura che invece si abbia paura di sostituire determinati giocatori, intanto perché si è investito su di loro e quindi si ha paura della critica se questi alla fine non funzionano, e poi perché magari hanno una personalità più forte, brontolano di più e riescono brontolando di più quindi a creare dei problemi che molte volte si vogliono evitare. È davvero un'incognita a cui sono completamente d'accordo, perché sembra davvero fatto così. Sembra che se tu dichiari amore per un team vuol dire ti stai firmando la tua condanna a uno stipendio minore, a un ruolo minore, a delle logiche che poi non sono quelle di cui parla il campo. Sei d'accordo, Claudio? Sono d'accordo. Sì. Io un'altra cosa che non ho digerito è il fattore della fascia da capitano. Sì, terribile. Per quanto nel corso di una partita abbiamo visto la fascia da capitano data a Goldaniga, però ricordiamoci che il capitano di questa squadra inizialmente doveva essere Deiola, quindi sì, sembrano questioni di secondo piano. Claudio, spiega un po' perché non sono questioni di secondo piano. Non sono questioni di secondo piano per il semplice motivo che prima di essere calciatori ci sono delle persone, e se un ragazzo a cui tiene tantissimo la maglia, un ragazzo sardo, gli viene promessa una fascia, lui non è una semplice fascia, stai rappresentando la tua città, sei sardo, quindi una dichiarazione o proprio toglierti la fascia, se non sei forte mentalmente ti può veramente buttare via. Io sono convinto che Ale Deiola non ha neanche toccata questa cosa, perché è molto forte mentalmente, oltre ad essere un bravo calciatore lui è molto forte mentalmente, però non è un comportamento secondo me che ha una logica. Assolutamente d'accordo. Siamo in due. Sì, anche che poi non dobbiamo essere d'accordo noi, devono essere d'accordo gli altri eventualmente su questa linea, perché poi la nostra sinergia non vuol dire che sia da tutti compresa. Certo che il Cagliari deve lavorare per migliorare molte cose, perché questo non è certo il passo che serve per poter tenere in testa le grandi di questo campionato. Assolutamente sì. Comunque mi ha stranito, invece, visto che abbiamo fatto un punto stranito a tutti, anche la scelta di Nandez a sinistra. Cioè, ma perché metti Nandez, che è un giocatore che ti può dare quello strappo per poi andare al cross, per incrociare al tiro, voleva tirare da fuori, quindi quello che fa è una scelta dell'allenatore, Andrea, perché cioè l'allenatore praticamente sceglie di incrociare, cioè metti il giocatore che calcia di sinistro a fare l'interno destro, il giocatore che calcia di destra a fare l'interno sinistro. Questo succede quando tu teoricamente vuoi avere più soluzioni. Avendo un interno che calcia da fuori con il destro convergendo verso il centro o viceversa, dovresti però avere anche un esterno che sta allargato per il cross. A noi mancavano questi ultimi. Esattamente, doppio piede inverso praticamente abbiamo fatto, e speriamo che questa è una cosa che ci portiamo avanti davvero da troppo tempo, e continuo a non capire perché dobbiamo secondo me perdere un tempo di gioco, perché molto spesso si perde quell'attimo, quella superiorità numerica che magari conta in contropiede, perché ci si deve sistemare la palla, si deve guardare al centro col piede che non è il proprio. Ma queste sono opinioni personali, spero di essere smentito sinceramente da poi il risultato in campo, e spero che poi quello che ci rivelerà il campo sia una situazione molto migliore. Noi abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, vi ricordiamo che il prossimo appuntamento è domenica 21 agosto alle 20:45 per seguire insieme a noi Cagliari Cittadella. Io saluto Claudio, lo ringrazio per il suo intervento e il suo ottimo esordio in questo mezzo telecomunicativo. Grazie a te, Andrea. Ci vediamo, e saluto anche Vittorio naturalmente. Buonasera a tutti, appuntamento a domenica prossima. Bene, vi lasciamo con i programmi di Radio Super Sound, la radio che la accendi.